Buongiorno a tutti. Come vice sindaco vi porto i saluti di Michele Benedetti, sindaco di Ampezzo, della giunta comunale, dell'amministrazione, nonché di tutta la nostra comunità. Ringrazio l'ANPI attraverso la presidente Antonella Lestani. Vorrei ringraziare ogni persona che con lei collabora per il grande lavoro di mantenimento della memoria. Quella memoria che è un seme per le presenti e future generazioni, un monito a respirare la libertà, apprezzando e riconoscendo il valore delle valide, essenziali e sincere lotte per la libertà che ci hanno permesso oggi di vivere liberi. Buon lavoro ai relatori, che ci ispireranno con la vita e i vissuti di uomini e donne che con scelte non facili hanno posato la pietra miliare della nostra democrazia. Io vi ringrazio di essere qui presenti e vi auguro una buona giornata. Grazie signora Benedetti e quindi come annunciato prima diamo la parola ad Antonella Lestani, Presidente dell'ANPI Provinciale di Udine, per l'introduzione del convegno. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute a questa giornata. Impronte di libertà, dialoghi di storia e storie attorno alla zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. Abbiamo scelto questo titolo benché questa vicenda sia stata già molto indagata a livello storiografico, sia a livello nazionale che internazionale. Noi abbiamo sentito la necessità di connettere in questo momento storia, memoria e luoghi, per cercare di capire quali siano le tracce che rimangono in questa comunità di montagna e quali tracce rimangono di quell'esperienza molto originale di rinascita civile e corale di autoprotezione di questo territorio. Non solo lotta partigiana, ma resistenze, tante storie di gente comune, di sentimenti tremendi e meravigliosi allo stesso tempo, attorno a un tema vitale che era quello della ricerca delle libertà. La storia e la memoria che noi vogliamo connettere oggi sono due concetti che vengono confusi o che vengono usati in maniera intercambiabile, ma che si riferiscono a due cose diverse. La storia è il racconto oggettivo di eventi passati basato su documenti che vengono analizzati attraverso fonti affidabili, testimonianze, utilizzando un metodo scientifico, mentre la memoria si riferisce al modo in cui le persone ricordano, selezionano e interpretano i fatti del passato in base alla loro esperienza personale e alle emozioni di quel momento. La memoria è soggettiva ed è per questo che può essere sottoposta a distorsioni anche involontarie, proprio perché si tratta di un vissuto intimo ed emotivo. Inoltre la memoria tende a trasformarsi, anche di generazione in generazione e col passare degli anni. Storia e memoria sono due concetti anche dinamici, però, che si possono influenzare a vicenda. Pensiamo alle violenze del nazifascismo, agli incendi dei paesi, alle stragi e a come molte persone ancora oggi vivano questa storia come eventi causati dalle azioni partigiane. Molti autori hanno approfittato di questa distorsione della memoria per denigrare la lotta di liberazione, cercando di far diventare parte integrante di un senso comune, pieno di stereotipi e frasi fatte, giudizi negativi sui partigiani. Si è venuta così a creare, anche a seguito della diffusione in rete e ai media più in generale, una narrazione che è spesso falsificata, molto semplificata se non negata, di quel periodo che impedisce così di contestualizzare i fatti, di farci ragionare, facendoci perdere quell'orizzonte di senso che dovrebbe essere. Anche se storia e memoria hanno il comune obiettivo di rapportarsi col passato per essere utili strumenti per comprendere il presente, seguono due strade distinte. La funzione della storia è quella di ricomporre gli avvenimenti del passato con metodo scientifico, come ho già detto, libero e indipendente, offrendoci non solo una cronologia di eventi, ma dando a essi un significato, rapportando passato e presente in modo da spiegarci da dove veniamo e quali possono essere le prospettive dell'oggi.
La memoria, come ho detto, è una rappresentazione del passato selettiva. Generalmente non ci ricordiamo tutto del passato, ma tendiamo a ricordare ciò che più ci rappresenta. Per questo è impossibile creare una memoria condivisa ed è molto difficile creare una memoria collettiva. L'ANPI ha tra le sue finalità la conservazione della memoria della lotta di liberazione per farne fondamento dell'educazione e della formazione culturale civile, innanzitutto delle nuove generazioni. Ed è per questo che noi lavoriamo soprattutto nelle scuole, cercando di far vivere gli ideali dell'antifascismo, della resistenza e i valori e i principi sanciti dalla Costituzione. Noi lo facciamo attraverso la promozione della storia della Resistenza, dei fatti e degli avvenimenti accaduti dalla fine della Prima Guerra Mondiale alla nascita della Repubblica Italiana. In questi anni, ora che i testimoni diretti vengono velocemente a mancare, la nostra associazione sta lavorando per proteggere e valorizzare quella memoria, che ha però 3 nemici fondamentali e che sono strettamente collegati. Il primo è la debolezza stessa del ricordo in una società che si evolve molto velocemente. Il secondo è la tendenza all'oblio, a dimenticare. E poi c'è il tempo, che è un nemico implacabile, se non ci sono nella nostra società degli antidoti efficaci a combattere questa situazione. La resistenza, lo sappiamo, è stato un mosaico complesso, perché non fu solo resistenza armata, fu la resistenza degli internati militari che si rifiutarono di combattere a fianco di fascisti e nazisti, quella delle donne che non furono solo staffette o infermiere, ma che la praticarono anche attraverso quella che viene definita resistenza civile, proteggendo e aiutando ad esempio i soldati sbandati dopo l'8 settembre, quella dei sacerdoti che collaborarono con le formazioni partigiane e che in molti casi sacrificarono la loro vita per salvare gli abitanti dei loro paesi. Obiettivo del nostro progetto molto articolato Impronte di Libertà, che oltre alla celebrazione ufficiale di sabato scorso prevede passeggiate lungo i luoghi della memoria, simbolo della lotta di liberazione, prevede anche una mostra di oggetti che ricordano quel periodo e sono stati per lungo tempo, per tutti questi anni, custoditi dalle famiglie, che è visitabile presso il Palazzo Unfer. Abbiamo in previsione la produzione di 2 podcast che andranno in onda su Radio 3. Attraverso questo progetto noi vogliamo stimolare la formazione di una memoria collettiva e soprattutto culturale, una tutela di quelli che sono anche i beni immateriali di questo territorio, che promuova l'identità e il senso di appartenenza alla comunità e a un territorio di montagna. Il convegno di oggi è un convegno che vedrà raccontare e dialogare tra loro storici, storiche, antropologi, esperti di paesaggio, ed è per questo un convegno multidisciplinare che vuole stimolare una riflessione a 360 gradi su quale tipo di memoria rimane oggi, di quello che cosa ricordiamo di quell'esperienza della zona libera, e quindi partendo dalla costituzione dei CLN ed esaminando alcuni importanti decreti che sono stati emessi dalla giunta di governo nell'estate del 1944, che riguardavano l'approvvigionamento alimentare, la riforma scolastica, l'amministrazione della giustizia, la tutela dei boschi, metteremo in luce contraddizioni e fragilità di quelle tracce, di quella traccia che rimane oggi, se ve ne rimane, perché ci stiamo chiedendo anche se rimangono le tracce di quell'esperienza. Quindi io auguro una buona giornata a tutti e buon lavoro a chi si succederà su questo palco. Grazie. Grazie Antonella, come ben introdotto quindi dalla Presidente dell'ANPI. Diamo ora inizio agli interventi specifici. Cominciamo con Roberta Corbellini, archivista magistrale, ricercatrice storica, componente della Presidenza provinciale dell'ANPI di Udine, che assieme ad Adriano Bertolini si è spesa in una proficua e puntigliosa ricerca sul terreno di esperienze più o meno conosciute, ma comunque presenti nella memoria e in alcuni casi nel presente degli abitanti della Carnia. Quindi Roberta Corbellini.
Grazie Antonella per questa bella introduzione. Io so che i tempi sono importanti in un convegno, quindi scusate, ma io leggerò la mia introduzione e anche l'argomento su cui mi sono concentrata. E ho accettato con piacere la proposta di collaborare con l'ANPI e per rilanciare proprio il discorso storico sulla zona libera della Carnia, proprio rilanciarlo, utilizzando come punto di osservazione l'impronta. È una parola che lavora bene sul tempo ed è un bel setaccio per separare, selezionare e raccogliere appunto le tracce, quello che resta di una storia che ha segnato in profondità l'esistenza di numerosi gruppi sociali. L'impronta ci ricorda, almeno a me ricorda, che non possiamo come storici evitare di muoverci tra le persone e dentro i loro discorsi. Per chi lavora, come faccio io, soprattutto negli archivi e sulle fonti scritte, l'impronta è quella traccia netta lasciata nei testi, nelle parole, che ritornano, si perfezionano da testo a testo, illuminando i contesti. Parole tra loro spesso complementari, sempre però collegate a esperienze umane. Io oggi vi parlerò del CLN. Sì, certo, argomento notissimo, ma ho preso un gruppo di documenti che si riferiscono ai primi nuclei locali del CLN, qui in Carnia. Organismi che si raccordano certo al Comitato di Liberazione Nazionale che a Roma e a Milano ha appena assunto la guida politica della Resistenza. Sono documenti già presentati in uno studio famosissimo a cui tutti noi ci riferiamo, quello di Giannino Angeli e Natalino Candotti, Carnia Libera, la Repubblica Partigiana del Friuli, edito nel 1970. Sono documenti che io trovo molto importanti e fondamentalmente perché il loro riesame ci conduce a cogliere proprio le matrici che caratterizzano, se vogliamo, l'inizio della zona libera della Carnia e a chiederci se queste matrici sono davvero originali e tali da rendere questa zona così diversa dalle altre zone libere che si creano nello stesso anno, siamo nel 1944, sia in diverse aree dell'Italia che anche in altri paesi. Domanda, ad esempio, l'autodeterminazione organizzativa del corpo civile, la sua indipendenza dalle formazioni armate o la risposta corale nella protezione del territorio o il primo voto concesso alle donne, ma sono unici, come afferma la narrazione collettiva che ormai ha costituito una tradizione? Io vi dico subito che se questi documenti sono efficaci nel presentarci una fase iniziale del processo di transizione alla democrazia in Carnia, la loro rilettura, secondo me, aggiunge delle tessere al racconto che è ancora incompiuto su un rapporto che si crea e che è straordinariamente complesso tra popolazione e guerra, e su questo sentiremo il pomeriggio soprattutto voci importanti, esperti importanti che hanno fatto ricerche importanti. Quello che ci si chiede è soprattutto che cosa succede nella popolazione se lo spettro della violenza arriva sulle soglie delle case. Oggi però io mi soffermerò solo su alcuni aspetti che ho colto da un piccolo numero di verbali redatti tra il 1° agosto 1944 e il 20 settembre 1944. Poca roba, direte voi. Però sono relativi ai primi passi che si compiono nella nostra area da parte dei primi CLN locali, la cui attività ha
una spiccata vocazione popolare e precede l'istituzione della zona libera della carne dell'Alto Friuli e quel governo provvisorio che si insedierà solo dal 20 settembre, ma che è appunto uno degli aspetti più noti della zona libera. Allora, i primi CLN meritano una particolare attenzione perché di fatto, io direi così, rompono il ghiaccio. Ma che cosa significa? Significa che fino a questa data sono stati dei piccolissimi organismi composti da pochissime persone, soprattutto qui in quest'area. Organismi per lo più cospirativi, volti a preparare l'insurrezione del popolo, questo è l'ideale. Alcuni orientati a svolgere la lotta armata, altri a diffondere materiali di propaganda tra i civili per demolire appunto le basi del consenso al fascismo, lavorando nelle fabbriche tra operai e lavoratori, tra i giovani e le donne per dissuaderli dal prestare ascolto a menzogne e promesse. Ora, nella zona liberata, ma non ancora libera, i CLN, uscendo dalla clandestinità, possono svolgere un nuovo ruolo, entrare nello spazio pubblico in una situazione di presa di parola, di incontri a viso aperto, di ritrovata legalità per condurre la direzione politica di istituzioni e comunità. Quindi i CLN, i primi CLN, devono anche superare alcuni ostacoli. E il primo ostacolo riguarda l'impreparazione politica della maggior parte della popolazione, anche in questo territorio ovviamente. Quindi ai CLN che devono nascere in ogni comune, secondo un progetto generale appunto, che nasce proprio dopo un convegno tenutosi a Bari nel mese di gennaio 1944, quindi entrare dentro nelle comunità a livello comunale. E però manca generalmente ai primi CLN un gruppo di candidati idonei anche ad assumere compiti amministrativi, persone pronte a svolgere i temi che si dibattono nelle centrali dei partiti, dalla Democrazia Cristiana al Partito d'Azione, al Partito Comunista, al Partito Liberale. Il fascismo ha fatto terra bruciata attorno anche ai tradizionali centri di partecipazione politica, soprattutto in questo territorio. Prendiamo la Casa del Popolo in Val Pesarina, un emblema. La sede, i libri, i depositi in denaro sono stati incamerati dal fascio e il patrimonio della solidarietà associativa è stato dissipato. Ma questo vale anche per la Società Operaia di Mutuo Soccorso, vale per tutti i centri della cooperazione, che è una grande tradizione di quest'area. Quindi la maggior parte delle persone da 20 anni non esprime più la propria opinione sui problemi sociali e ha evitato di farsi coinvolgere in qualsiasi discussione politica, e chi lo ha fatto ha pagato di persona con l'isolamento e il carcere. Il silenzio è dunque una scelta tattica per tantissime persone e non vanno dimenticate le motivazioni: rastrellamenti, incendi, ritorsioni a cui la popolazione ha assistito ad opera dei repubblichini e delle formazioni germaniche per incutere il terrore e spingere a collaborare contro i partigiani. E poi ci sono i competitor istituzionali. Noi dobbiamo tenere presente che in questo passaggio cruciale, quindi fine luglio, primi giorni di agosto, le autorità amministrative locali di nomina fascista sono ancora in carica e i loro contatti con la pianura continuano, e serve capire allora chi è disposto a collaborare con i CLN. Vi accenno un caso. Siamo il 10 agosto. Si tiene a Udine un incontro sui fatti di Paluzza e le azioni di rappresaglia e di terribili violenze sugli abitanti compiute il 21 e il 22 luglio 1944
anche da un gruppo di SS, oltre che da miliziani della Repubblica di Salò che sono arrivati in questi territori travestiti tra l'altro da partigiani. Quello che lasciano è un disastro, quindi c'è un incontro ufficiale che avviene con il prefetto e con i governatori germanici a Udine, dove sono presenti anche altri segretari comunali e podestà delle vallate del But e del Degano, accompagnati da una figura che è una delle figure fondamentali di questo primo momento di formazione del CLN in Carnia. Cioni. Cioni ha un soprannome, lo chiamano il Vaticano, perché sembra che sia impenetrabile. Cioni è il direttore della miniera di Ovaro ed è in contatto da molto tempo con gli esponenti di questi primi nuclei clandestini del CLN e con le prime formazioni, anzi i comandi, delle brigate garibaldine e con Ciro Nigris e con Augusto Nassivera in particolare. Quindi Cioni, con questo gruppo di persone che si recano a relazionare e a protestare per quello che sta avvenendo in Carnia, sono, diciamo, è la materia prima su cui il CLN può incominciare a lavorare. Il secondo ostacolo, qual è? I CLN devono assumere la guida politica delle amministrazioni locali, ma serve una legittimazione che faciliti il loro ingresso nei comuni, il subentro, per esempio, ai podestà che erano di nomina governativa fascista. Devono poter svolgere la funzione di indirizzo verso i nuovi organismi che a questo momento devono essere democratici, pluralisti, perché devono rappresentare, diciamo, i partiti e soprattutto devono avviare la cosa fondamentale nei comuni, la votazione a scheda segreta da parte dei capi famiglia, comprese le donne, per formare una giunta. Per questo ai rappresentanti del CLN e ai potenziali amministratori non deve mancare una buona conoscenza dell'indole della popolazione, delle abitudini, delle situazioni che vengono a crearsi nei diversi contesti, da zona a zona, da valle a valle, soprattutto se i competitor sul territorio appartengono ai poteri forti, che hanno da difendere interessi di posizione o capitali e proprietà rilevanti. Che cosa succede allora in una situazione così complicata e stretta tra la morsa dei bisogni e la paura di un ritorno delle truppe germaniche della milizia fascista da un minuto all'altro? 16 settembre. A Prato Carnico sono state fatte le elezioni e scrive la giunta popolare insediata grazie al voto. Chiamati dalla vostra fiducia, in questa ora tragica abbiamo assunto nel nome del popolo il potere del comune, coadiuvati dal Comitato di Liberazione Nazionale e sorretti dalle gloriose formazioni partigiane. La situazione è difficile, durissima, molteplici problemi ci sovrastano nei limiti delle nostre possibilità. Cercheremo di risolverli con equità e giustizia. Dalle rovine di 20 anni di vergogna, il nostro comune libero risorgerà. E poi ci sono i verbali che io ho consultato di tantissime riunioni e assemblee che dal 1 agosto, ripeto, al 20 di settembre vengono convocate quasi giornalmente nei punti di snodo di questa costruzione puntiforme che sta cercando di organizzare il CLN sul territorio. I comitati di valle, per esempio scrivo un verbale, procederanno a fare che cosa? Popolare, vi avevo detto prima, è uno spirito popolare. Quindi i comitati di valle procederanno alla requisizione di quantitativi stabiliti di burro e formaggio e procederanno a pagare il prezzo stabilito ai malgari, oppure si stabilisce la riduzione del 40% su tutti i prezzi dei tariffari sindacali dei farmaci, oppure, in un altro verbale,
I dazi sulla macellazione saranno regolamentati e regolarmente pagati da una commissione di requisizione che agirà sul territorio fino a che non verranno emanate nuove disposizioni dal Comitato Carnico. Dunque, i CLN si stanno sviluppando partendo da luoghi che sono il perno dell'economia di una valle e già nelle prime settimane di agosto, soprattutto i comitati comunali che si sono formati sono ancora provvisori, imperfetti, soprattutto nel numero dei componenti. Chi vuole fare la parte del partito della Democrazia Cristiana o del Partito d'Azione? Non si conoscono bene, non ci sono questi partiti, ma c'è una simpatia verso questi orientamenti politici e quindi qualcuno decide di esporsi e di dire sì, va bene, partecipo, ma ci sono delle obiezioni e le obiezioni principali sono queste. Fate presto voi a dire prendete il ruolo di uno di questi partiti, ma noi che facciamo questa operazione siamo presi di mira dalla popolazione, la quale non sarà contenta di quello che faremo. E poi, se ritornano le formazioni germaniche, che cosa succederà di noi? Dovremo scappare? Dovremo nasconderci? Questa è la questione fondamentale, una delle questioni fondamentali. Quindi CLN imperfetti per numero di componenti, però partecipano tutti anche con un rappresentante a un altro livello di grado superiore delle riunioni, il CLN di valle. E ci sono ben 3 CLN di valle che raccolgono quindi i rappresentanti dei CLN dei piccoli comuni e, risalendo l'ingranaggio, entrano come componenti del CLN Carnico, che è il vertice, che costituisce il luogo di concertazione e di confronto tra i vari territori. Parlavamo di autodeterminazione come impronta? A me sembra che qua si sta vedendo qualche cosa di molto interessante, perché è un'architettura territoriale che serve a ridurre le sperequazioni e sono convinta che questo impianto esprime il meglio di sé proprio nelle assemblee del Comitato di Valle. E questo è il livello dove ho visto contemperare regole generali per rendere sempre più preciso e unitario l'indirizzo politico con la tradizione solidarista delle genti di montagna, rafforzata dalle teorie social-comuniste della giustizia di classe. Questo significa che mentre si decide di accelerare la convocazione delle elezioni comunali o di introdurre la Guardia del Popolo o imporre un prestito straordinario tassando i patrimoni di alto reddito, perché questo lo si fa già in questa fase, ci si occupa con particolare scrupolo di conservare le risorse necessarie per la sopravvivenza. E si scrive: in ogni comune il comitato si orienti nel senso di provvedere almeno alla distribuzione dei prodotti caseari ai vecchi, ai bambini, agli ammalati, agli indigenti. Talvolta i comitati di valle deliberano come giudici di pace su piccole controversie che scoppiano in famiglia tra marito e moglie, o per liti tra vicini o tra i malgari, o addirittura tra gli affidatari di capi di bestiame a cui sono state date delle mucche da portare sui pascoli alti. Si è mescolato un po' tutto in questa situazione di confusione. Si vende la legna di nascosto, si traffica per vendere carne da macello, magari in pianura. No, qua bisogna riprendere in mano la guida. E quindi, ed è certo che la questione cruciale che si presenta sempre più spesso nei verbali, soprattutto dei comitati di valle, dove tutti i comuni portano la loro posizione, è il razionamento dei prodotti. Il divieto ai produttori di portare fuori dalla zona libera fieno, legname, latticini, carne, eccetera. In pratica è la ricchezza della carnia che alcuni comitati comunali invece vorrebbero scambiare e vendere in pianura, fornendo
in tal modo i magazzini e i depositi germanici. Attorno a quest'area dei provvedimenti strutturali si aprirà a metà del mese di agosto la prima palese spaccatura tra le rappresentanze, una divisione nel CLN che si propagherà col rischio di disaffezione e soprattutto del malcontento popolare. Ogni transizione richiesta dal nemico, legna soprattutto in cambio di viveri, viene quindi drasticamente bloccata e censurata. La ferma presa di posizione viene dal dettato del CLN nazionali nel congresso di Bari e anche dalle formazioni della Garibaldi, mentre lo Sopo, si legge sui verbali, è più possibilista. La ragione è così riassumibile. Trattare non si può. Non solo sarebbe un disonore, ma più ancora l'offerta al nemico di un mezzo, di un canale per farsi riconoscere come accettato interlocutore. Questo non si può fare. Il 20 settembre questo scenario, che desta più di qualche preoccupazione, viene gestito da una nuova organizzazione della zona libera della Carnia. Il CLN regionale, quello provinciale, con sede a Udine, hanno ritenuto che strutture così autonome, tanto localiste come questi gruppi che sono nati in questo territorio, rischiano di deviare dai criteri indicati dal CLN nazionale. Arriva un portavoce da Udine, dal Partito Comunista, che annuncia in una riunione a Prato Carnico il cambio di rotta. I CLN devono trasformarsi. Non più organismi basati solo sulla buona volontà di qualche persona, ma organismi che rappresentano davvero le correnti politiche e le organizzazioni antifasciste e di massa riconosciute dal CLN nazionale. La rappresentanza è ora costruita da figure di partito, dai 5 partiti, che includono nelle sedute le organizzazioni di massa, i gruppi di difesa della donna, il fronte della gioventù e esponenti dei contadini, degli operai, eccetera. I comitati comunali quindi dovranno anche adeguarsi anche in Carnia. Di conseguenza resteranno in carica per guidare le giunte elette, che è il risultato più apprezzato e sicuramente da mantenere. Sarà eliminata invece, e tra non poche obiezioni, la rappresentanza dei CLN di Valle e di conseguenza quella del Comitato Carnico. La nuova fase vuole maggiore coerenza e uniformità in un territorio che ormai si è allargato. Si è allargato perché è diventato zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli e conta una 50 di comuni e circa tra gli 80 e i 90.000 abitanti. L'obiettivo riguarda ora grandi piani di programmazione che toccano i gangli dell'amministrazione politica, riforme fiscali e giudiziarie, un nuovo sistema scolastico, l'avvio dell'epurazione, come sentiremo nelle prossime relazioni. Che conclusione allora, Corbellini, ci fai dopo tutta questa descrizione del CLN? Beh, se mi chiedete che impronta lascia questa esperienza, io penso che quando noi parliamo di autodeterminazione, parliamo o del voto alle donne in questo territorio, parliamo di questa fase in particolare e quindi prima che si costruisca quell'altro tipo di modello del CLN. Però c'è qualcosa che in questo momento non posso dire perché sennò la mia relazione andrebbe avanti per altre 5 ore. Questa lettura dei verbali vi apre alla cosa più interessante, alla folla di gente che si muove in questo momento. E prima di tutto tra chi ha assunto il maggiore carico di responsabilità e i ruoli decisionali. I loro nomi li conosciamo, ma
questo territorio li ha dimenticati, e li ha dimenticati per delle ragioni a cui ha accennato Antonella. La memoria è pura, toglie cose scomode. Il gruppo che fa questo tipo di operazione e prepara proprio all'inserimento del governo della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli è sostanzialmente formato da elementi del Partito Comunista. Elio Fabian di Prato ha una storia straordinaria alle spalle. È un ragazzo del 99, ha fatto la prima guerra mondiale e ha imparato quello che doveva imparare del socialismo, della lotta di classe, con l'emigrazione a Parigi. Poi c'è Elio Zagolin di Ampezzo, il chirurgo, che supporta, per esempio, Ciro Nigris nella sua formazione. Amadio De Stalis di Ravascleto, Giovanni Pellezzari di Enemonzo, persone che hanno combattuto anche nella guerra di Spagna, Guido Masieri di Villa Santina, e poi ci sono appunto i comandanti garibaldini Pietro Roiati, Ciro Nigris, Augusto Nassivera. E qui ovviamente tutto il discorso sull'autogoverno, sul voto alle donne è di questo periodo ed è stato, diciamo, promosso da questo tipo di persone che hanno una formazione molto precisa, come vi dicevo prima, socialcomunista, e quindi è questo il vento del nord-est che si sente quando voi leggete queste cose. Lasciatemi una parola su Fabian e su Zagolin. Dovremmo scrivere la biografia. Sì, esatto. No, scusate, ho confuso. Comunque, dobbiamo scriverla la storia, la biografia di queste persone. E soprattutto su Fabian. Perché chiuderei così. Fabian ha imparato tutto a Parigi. Bene. Il tempo della Comune di Parigi è esattamente lo stesso tempo della Comune della Carnia, mi verrebbe da dire. Come la Comune di Parigi è durata poco, questa fase di cui vi ho parlato, ma sufficiente per ricordarsene come una grande esperienza, appunto, di autogoverno, di autodeterminazione, di stampo socialista e libertario. Grazie a voi. Grazie a Roberta Colorbellini, e adesso tocchiamo un altro argomento specifico. Devo cambiare gli occhiali. Approvvigionamento, uno dei temi meno conosciuti, ma non certo meno importanti, direi quasi essenziali per la sopravvivenza della giovane Repubblica. La lasciamo alla parola di Monica Emanuelli, scusate, per tanti anni direttrice dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, da sempre impegnata nella ricerca delle radici storiche della Resistenza nei suoi vari e molteplici aspetti. Prego, Monica. Grazie per la presentazione, grazie per l'invito. A tutti un saluto di pace. Oggi è la giornata internazionale della pace e ci troviamo ancora a parlare di guerre passate e ad avere sicuramente nei nostri occhi immagini di guerre purtroppo ancora presenti, attuali, che continuano e che si accumulano una sull'altra. Il mio intervento di oggi sarebbe voluto essere un intervento basato sulla lettura, l'analisi dei documenti, poi tutto quello che ho consultato, che ho letto, che ho visto, ahimè era già stato visto, recuperato, e mi sono quindi appoggiata di più al sottotitolo di questo convegno, che è Dialoghi, per cui proporrò più delle suggestioni, delle riflessioni relativamente all'approvvigionamento.
Mi ha preceduto Roberta Corbellini, il mio intervento sarà sicuramente meno raffinato e più sfumato nel tempo, perché così voleva essere, un vero dialogo senza la precisione né archivistica né storica, ma appunto suggerire alcune interpretazioni non sicuramente nuove, ma che rileggono pagine note e più volte citate, legate all'approvvigionamento nella zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. Premetto che non mi soffermerò sulla tassonomia di alcuni termini, perché fortunatamente l'intervento di Roberta Corbellini li ha già spiegati bene, e quindi mi inoltro direttamente nella zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. La debolezza delle donne, come quella degli schiavi, dipende dalla loro condizione legale. La loro forza si prende la rivincita nelle piccole cose, e qui il potere che esercitano è quasi illimitato. Questa è una citazione dalle memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, e mi è sembrata adatta per introdurre proprio i sentieri del nutrimento, i sentieri dell'approvvigionamento alimentare nella zona libera della Carnia dell'Alto Friuli nell'estate-autunno del 1944. Su questo argomento si è rischiato e si rischia ancora di creare mitopoiesi, cioè di mitizzare gli eventi, perché si rimane senza ombra di dubbio, perché è successo anche a me, credo che succeda solo nella lettura dei testi e dei documenti, si rimane irretiti nell'immagine forte di lunghi cammini, di gerle pesanti che comprimono muscoli e forza. Ed è il pericolo di cadere in una narrazione mitologica che ci impone di rileggere in forma più ampia, contestualizzata, ciò che riguarda le donne, ma in realtà avvolge in un progetto comune l'intera collettività carnica nel corso della guerra, una collettività che attinge da pregresse esperienze come quelle delle cooperative, delle latterie, del piccolo commercio, della sopravvivenza in una realtà ostile che ha portato a forti ondate migratorie e scambi anche di ruoli tra coniugi come capifamiglia. Per far intendere che cosa intendo per creazione del mito, riporto un passo di un recentissimo romanzo storico, di cui non dico né l'autrice autore né il titolo, letto recentemente, che così riporta. Quando i nazisti presero d'assedio la Repubblica Libera della Carnia, bloccando tutte le strade in entrata e in uscita, costringendo alla fame i suoi 90.000 abitanti, 150 giovani donne riuscirono a passare inosservate le linee nemiche. Si spinsero a piedi per centinaia di chilometri fino in Emilia e tornarono portandosi a spalle chili di carne e di cereali. Bene, si tratta di un romanzo, quindi ampia libertà di scelta, di espressione. Personalmente però non ho mai trovato documentazione che attestasse viaggi in questo periodo fino in Emilia a piedi. Ma se qualcuno o qualcuna di voi avesse notizie, informazioni, testimonianze, indicazioni bibliografiche o archivistiche, vi chiedo la cortesia anche di condividerle, perché arricchirebbe anche la mia conoscenza su questo settore specifico. Il racconto più noto e che riporta questi fatti è invece pubblicato nel volume già citato, pubblicato da Del Bianco con l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, il primo libro dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, quello di Giannino Angeli e Natalino Candotti, Carnia Libera, che rimane ancora un punto fermo per gli studiosi, non solo per la narrazione storica, ma anche per tutta l'appendice documentaria necessaria per poter capire appieno la questione.
La relazione sulla giunta di governo pubblicata di Nino Del Bianco Celestino descrive il pellegrinaggio verso il Monte Rest, che oggi ho deciso di non fare in macchina, se no sarei arrivata con un mal di testa pazzesco, quindi qualcuno l'ha fatto e mi immagino, se solo la fatica di farlo in macchina, come poteva essere farlo, salirlo e scenderlo e farlo a piedi, e la Val Tramontina, dalle donne designate dalle giunte popolari o volontarie che per un tributo di 50 lire al giorno e il 5% del grano trasportato raggiungevano a piedi Meduno, che è nella parte diciamo più pianeggiante, l'ultimo paese che delimitava la zona libera verso la pianura, in parte liberato e in parte no, e con un lasciapassare queste donne si dirigevano nei centri di raccolta dove l'intendenza partigiana forniva il grano pagato a 4,5 lire al chilo, grano che era tenuto in eccedenza e nascosto rispetto a quello che era dato all'ammasso ai tedeschi, quindi era praticamente grano non pervenuto per i tedeschi. Qui, se necessario, ovviamente le donne dopo questo viaggio ricevevano anche vitto e alloggio e tornavano poi nascoste la sera a Meduno, la notte, su carri trainati da animali, c'era quindi meno rumore, per strade secondarie. A Meduno la merce veniva ovviamente controllata, quindi mi immagino che fosse non solo pesata, ma anche controllata nella sua qualità. Ci sono alcuni documenti dei CLN che mettono in evidenza, ad esempio, come alcuni degli scambi avuti con i tedeschi avessero fatto arrivare in Carnia della merce avariata. Quindi anche questo era una piccola cosa burocratica, ma che garantiva un trasporto positivo nel suo risultato anche sulla qualità del prodotto. Poi il trasporto ovviamente proseguiva fino al paese di destinazione della zona libera e solo una parte delle donne accompagnava i camioncini che si dirigevano verso i paesi, e altre invece rientravano a piedi o con mezzi di fortuna. A Meduno in più il flusso era costante, lo è rimasto per una quindicina di giorni, e quindi era stato allestito anche un punto di refezione per dare forza a queste donne, che soprattutto quelle a rientro che dovevano ritornare a piedi, ed era stata organizzata anche l'ospitalità. L'attenzione su questo singolo episodio si è focalizzata ed è rimasta nella memoria soprattutto per i numeri che vengono indicati da Celestino, che servono proprio per descrivere l'ingente dispiegamento di forze. Ogni turno impegnava 20-30 persone, quindi un piccolo sciame di donne, circa 150 al giorno, per 15 giorni, per un totale di 5.000 quintali di grano, secondo Celestino. Significa quindi, rifacendo i conti, 5 turni al giorno, circa 2.000 viaggi e un carico di circa 50 kg a testa. Ma mettendomi con la calcolatrice e incrociando tutti i dati, in realtà i conti non sono proprio perfetti e non tornano. Ma è chiaro che nel racconto di Celestino l'obiettivo non era proprio quello del numero, ma era quello di offrire un'immagine quasi visiva di questi gruppi di donne con le gerle cariche e dei risultati ottenuti dei trasporti. Il corollario però a questa iniziativa promossa nella zona libera a me sembra ancora più interessante, perché chiarisce tutto quello che ruota attorno al recupero del cibo, la dialettica tra le diverse formazioni partigiane, il rapporto tra i partigiani e i civili, le posizioni politico-militari sia degli organi di governo che delle formazioni militari. I sentieri del nutrimento difatti non sono solo strade e tratturi, ma come i charsons, oltre ad unire ingredienti diversi, secondo le possibilità, subiscono varianti e influenze esterne, politiche, arrivate dall'emigrazione, nella loro realizzazione.
Il problema dell'alimentazione emerge praticamente in tutte le riunioni dei CLN, da quelli comunali a quelli delle valli a quelli della zona libera. La risoluzione parte però da un lavoro di comunità e questa è la cosa che secondo me è fondamentale. Si sperimenta direttamente la democrazia come forma di partecipazione, di un'organizzazione che viene dal basso nella ricerca di equità sociale, e qui mi riaggancio probabilmente alla scuola politica già citata da Roberta Corbellini, importata anche questa dall'emigrazione e che poi ha avuto radici in Carnia, quella socialista, comunista e anche poi anarchica, partendo dalle cucine carniche, che da sempre attorno al fogolar sono state un punto di incontro aggregante, culturale in senso ampio, familiare e sociale. Una cucina, quella carnica, che si basa sulla semplicità delle risorse locali e dei prodotti della terra, che obbligava però a cercare ulteriori rifornimenti anche prima della chiusura dell'accesso alla zona libera, ulteriori rifornimenti nella pianura friulana. Quindi collegamenti già c'erano, i percorsi fatti dalle donne nel agosto-settembre del 44 erano già tracciati da altre donne, prima ancora, tracciati da sempre. Se essa va in crisi, la cucina, si crepa anche la società e la comunità e quindi era ancora più importante cercare di non solo recuperare l'alimentazione, di recuperare per questioni di vita e di salute le derrate, il grano, ma era anche un fattore di ricongiunzione, di riunione di tipo sociale. La situazione emergenziale causata dalla guerra ovviamente stravolge tutto, dai blocchi dei rifornimenti imposti dai nazisti per colpire e annientare le zone liberate dai partigiani, ai rastrellamenti che oltre a distruggere il territorio, la natura, le culture, hanno sottratto anche direttamente le risorse, depredando anche i magazzini, sia quelli dei partigiani che i magazzini civili che erano stati allestite. In più c'erano le requisizioni, gli ammassi che tolgono ulteriori beni, quindi in una situazione già difficile le difficoltà erano notevolmente aumentate. La ricerca di soluzioni porta i CLN, i governi, non faccio le sottigliezze, ad affrontare problematiche pratiche a cui si associano inevitabilmente decisioni anche di portata politica. C'è ad esempio l'esigenza di coordinare un comando unico tra le Garibaldi e le Osoppo, non solo a livello militare e di organizzazione di difesa, ma anche per l'unificazione dei servizi di intendenza. Questo perché permetteva di far affluire una quantità maggiore di derrate e con maggiore ordine, per nutrire ovviamente non solo la popolazione, perché quando si parla di problema alimentare nella Carnia si pensa sempre ai civili, ma c'erano anche i partigiani, quindi anche loro in qualche modo dovevano essere nutriti e non erano solo partigiani locali, quindi una popolazione generale, civile e militare che andava sostenuta nell'alimentazione. Soprattutto all'inizio è già stato ricordato le posizioni tra formazioni sulla gestione del recupero degli alimenti in pianura è stata non sempre univoca, perché per recuperare i viveri per la Osoppo c'era la strada percorribile, diciamo, di accordo con i nazisti con lo scambio di legna. Per la Garibaldi invece era necessario evitare qualsiasi tipo di compromesso, spostando anche la strategia sul piano di quella che loro hanno definito guerra totale. Gli storici oggi la guerra totale hanno una definizione diversa, comunque l'avevano definita guerra totale, che avrebbe stimolato in questo caso anche un moto insurrezionale da parte della popolazione. Sappiamo poi a ragion di poi che non sarebbe stato proprio così, però questa era l'idea. Sull'accordo adottato alla fine ho già parlato, quello del recupero
da parte di donne, riportando poi e organizzando con le intendenze il recupero del frumento, del grano e delle derrate dalla pianura. Il rapporto coi civili, anche nella questione dell'alimentazione, rimane una questione delicata, di cui sono ben coscienti sia i membri del CLN che le formazioni partigiane. E la questione alimentare lo mette anche bene in evidenza. Questo poteva creare attriti ancora superiori rispetto alle paure, ad esempio, dei rastrellamenti. Ne sono un vivo segnale, ad esempio, uno scambio di idee, un confronto tra il rappresentante della DC e quello del PC in seno al CLN della zona libera in merito alle requisizioni dei commercianti, che dovevano essere regolamentate per evitare azioni arbitrarie al fine di tutelare il diritto del privato cittadino. Dicono proprio diritto del privato cittadino e, aggiungo io, sia di vendita che di acquisto. Sono stati quindi concordati prelevamenti con le giunte popolari. Quindi su questo piano le requisizioni da parte partigiana già c'era la coscienza che avrebbero potuto creare delle problematiche con la cittadinanza, e io posso aggiungere ora anche delle problematiche di memoria e di ricordo delle azioni partigiane in loco, e quindi anche cancellazione della memoria o focalizzazione della memoria solo su problematiche specifiche. Mi viene in questo caso in mente la definizione dei partigiani come rubagallina e ladri e cose di questo tipo. Legate, però c'era già diciamo un allarme all'interno di CLN di formazioni partigiane. E attorno al problema alimentare, la cui risoluzione era fondamentale per supportare la cooperazione tra civili e forze armate, si affrontano anche altri nodi delicati. La distribuzione e la vendita di carne, impedendo il commercio clandestino, che già c'era, quindi eliminare il tentativo di eliminare la borsa nera, il censimento dei prodotti caseari e agricoli, quindi in questa strategia di equità c'era anche quella di evitare che qualcuno facesse il furbetto, l'incremento di cucine economiche per i più indigenti, quindi c'era sempre un'attenzione a proporzionare le forze in base alle forze e alle caratteristiche di ogni singola famiglia, la calmierizzazione dei prezzi, in particolare dei prodotti di prima necessità, quindi una tutela anche qui, con l'attenzione però a non andare troppo contro i piccoli commercianti, perché anche questi avrebbero potuto creare poi dei problemi, non dico di memoria, ma di rapporti con le giunte di governo e con i partigiani. Tutte queste attività poi erano coordinate da specifiche commissioni, tra l'altro alcune sostituite se non efficienti, quindi l'idea era anche di affidare a qualcuno che avesse l'incarico preciso di gestire, di coordinare e di seguire le singole cose. Ed è nell'impronta di questi tentativi democratici in zona di guerra che comprendiamo appieno il manifesto del CLN della zona libera, fin dalla sua costituzione, quindi quello del 26 settembre del 1944, che auspicava che tutti i cittadini sentiranno il dovere di aiutare con il loro civismo e senso di responsabilità che incombe ad ogni uomo libero, con l'entusiasmo che deriva dalla certezza della bontà della causa, al difficile compito di reggere provvisoriamente il Paese fino al suo ricongiungimento col resto dell'Italia liberata. Ecco, vorrei sottolineare la contrapposizione della bontà della causa e del difficile compito. Un percorso che, come abbiamo visto, non si è sviluppato solo con teorie politiche, ma è stato soprattutto gestione di problemi contingenti, anch'essi essenziali per la creazione di una democrazia, quella che poi verrà avviata dopo la liberazione, una democrazia piena e si sperava attuata, per ora in parte attuata, ma senza la cui parte pratica sarebbe praticamente solo carta. Grazie.
Una scuola, proprio non ci siamo stamattina, una scuola per un mondo nuovo, tema di una straordinaria novità ed unicità, sì, affrontato con determinazione nel breve periodo della Repubblica. Ce ne parla Laura Matelda Puppini, Carnica Doc, insegnante, ricercatrice storica, pubblicista dalla penna veloce, incisiva e pungente. La attendiamo. Ok. Allora, buondì, pochi ma buoni, quindi va sempre bene. 2 note che non avevo previsto. 2 note che non avevo previsto sulla documentazione che si ritrova, cioè, o meglio, che viene citata da Angeli Candotti sulla zona libera. In un posto dicono che una parte di documentazione è stata eliminata perché non cadesse in mano al nemico. Da un'altra parte però riporta documenti di cui si trova traccia in diversi luoghi, per esempio alcuni sono nella Biblioteca Civica di Udine, altri sono in archivi anche personali. Per cui questo rappresenta la difficoltà che noi troviamo quando parliamo di storia a trovare i documenti, cioè certe volte sono spariti. Io credo che quando si è scoperto che stava finendo, che non avrebbe mai più vinto Hitler e non avrebbero più vinto i nazisti, molti documenti siano spariti, anche repubblichini. Cioè il fuoco è stato un grande elemento per far sparire tutto. Una fonte storica accreditata dice addirittura che alcuni nazisti si sono precipitati a iscriversi negli elenchi di coloro che erano nei campi di concentramento, passando quindi di fatto sulla carta dall'altra parte della barricata. E questo noi dobbiamo tenerlo presente perché altrimenti rischiamo di non riuscire a raggiungere le fonti reali per quello che diciamo. Allora, scuola. Io qui ho messo la prima diapositiva è la sede della zona libera, ma dove avviene questo discorso della scuola? Avviene in Carnia, no? E com'era la scuola prima in Carnia e che problemi generali la scuola in Carnia in Italia si è ritrovata. Allora, i problemi fondamentali sono perché mandare i bambini a scuola, cioè questa è la cosa fondamentale. Allora, in Carnia dicono mandiamo i bambini a scuola perché dovendo in particolare i maschi andare poi fuori, andavano anche a cramarsi, quindi anche coi genitori eccetera, prima cramarsi e poi muratori, abbiamo un problema che capiscono a meno che non li stanno imbrogliando sui soldi, no? Sappiano un minimo comunicare almeno in lingua italiana, no? Ricordatevi, qui si parlava friulano e le lezioni venivano tenute in friulano, le prime, e non in italiano, se no nessuno capiva niente. Dopodiché ho addirittura io un piccolo catechismo in friulano del 1700, dopodiché dovevano riuscire a acquistare un biglietto, andare eventualmente ritornare, comprare degli alimenti se non li avevano e via dicendo. Quindi la scuola è funzionale alla vita. In Carnia i bambini vengono mandati a scuola, in Friuli i bambini non vengono mandati a scuola, nemmeno quando la scuola è obbligatoria, perché servono solo unicamente ai campi. E quindi non serve gente istruita, non serve gente che deve andare di qua e di là, ma servono ragazzi che abbiano buone braccia. E questo è indiscutibile. Il secondo problema è quello, aspettate che mi metto gli occhiali, a chi affidare l'insegnamento. Allora, all'inizio a chi lo affidano, non ovviamente le famiglie ricche private. Queste scuolette più o meno inventate in stanze umide, fredde d'inverno sono tenute dai sacerdoti,
del paese è il parroco, che fa un po' di scuola, probabilmente con un righello in mano e 4 diciamo urlacci, perché i bambini non saranno stati migliori, che fa scuola nel paese. E la prima scuola di cui si ha notizia in Carnia è del 1402, però le notizie certe sono 14, quindi nasce nel Rinascimento, ed è la scuola di Tolmezzo con un maestro secolare, quindi non un sacerdote. Poi le scuole sono tutte rette dai parroci che con molta buona volontà, oltre che la dottrina, insegnano anche a scrivere, leggere e far di conto. Successivamente la scuola verrà organizzata e anche verranno richieste delle cose precise agli insegnanti, dapprima nel periodo francese, perché sotto Napoleone si organizzano i comuni, i distretti, le scuole e che cosa doveva avere un maestro per insegnare, perché qualche volta magari non era poi così chiaro. No? E poi nel periodo sotto l'Austria, la scuola era statale anche sotto l'Austria, è organizzata rigidissima e vedremo confessionale. E poi avremo l'Italia, che prima è un po' più laica, e poi la scuola sarà pure confessionale, soprattutto sotto il duce. Questi problemi si riflettono anche nella zona libera di Carnia, che nei documenti per la scuola ha documenti sostanzialmente ed in genere di carattere pratico, che guardano ad alcuni discorsi teorici, però devono aprire le scuole il 1° ottobre e la giunta si è riunita il 26 settembre del 1944. Non solo, ma hanno un altro problema, quello che devono reperire le stanze, reperire i materiali, mandar via gli insegnanti, non è risolvere il problema del testo unico. Quindi i problemi sono infiniti ed è evidente che certe volte la pratica, il dover risolvere le cose velocemente praticamente, fa dimenticare dei discorsi che stavano alla base e porta alla soluzione, vedremo nella zona pratica, di avere un ispettore per la scuola che decida velocemente senza seguire dibattiti di carattere politico che già opponevano la Democrazia Cristiana al Partito Comunista. Altri problemi sono chi paga. Scuole costano. Allora, le prime scuole paga le comunità di villaggio, poi le pagano i comuni, poi le paga lo Stato. E nella zona libera? Nella zona libera si spera che lo Stato sganci, che diciamo lo Stato, che l'OZAC sganci lo stesso, no? Però non si è proprio sicuri che i maestri verranno pagati. Non solo, ma c'è un altro piccolo problema. E poi chi pagherà i maestri? E questo resta un punto di domanda, perché non si sa ancora bene. Ci penserà la zona libera, ma con che soldi? E questo resta un punto di domanda. Probabilmente l'avrebbero rifilato in fondo, come tanti altri problemi ha rifilato Gardi, ai CLN di comune, alle giunte, no, comunali: decidete voi, fate voi. Questi erano senza soldi, senza niente. Comunque così è. Il reperimento dei locali per insegnare. Per esempio, c'era un grosso problema per i comuni di Barcis e Forni di Sotto, date alle fiamme, e questi dove li mettiamo a far scuola? Si pensava di trasportarli a Comeglians, come Dio solo lo sa. Comunque una delle possibilità era questa. Inoltre alcuni locali dove c'erano le scuole prima potevano essere stati occupati da altri, cioè occupati dai tedeschi, e quindi non si sapeva più dove mettere, non si era sicuri come minimo di dove mettere i bambini e il maestro, no? Certamente alcune scuole funzionavano, perché funzionavano anche in OZAC, però c'era questo problema con la zona libera. Se ne andava lì uno, cioè se erano già stati occupati come magazzino, una cosa, dove li mettevo? E queste sono le cose che si ritrovano sui documenti. Il problema più grosso di tutta, che c'è stato sempre nella scuola italiana, è la scuola fra laicità e confessionalità.
Ricordiamoci che la scuola, sul problema della laicità della scuola elementare per tutti, si spacca addirittura la massoneria di Piazza Giustiniani, no? Creando due massonerie diverse, perché gran parte di quelli dei massoni di Palazzo Giustiniani volevano la scuola laica, però poi ci sono state pressioni che non erano solo della massoneria, ma di parte della massoneria, ma esterne, che hanno voluto assolutamente una scuola confessionale, quindi legata alla religione cattolica, perché l'insegnamento religioso in senso lato lo prevedevano i francesi, lo prevedevano quasi tutti. Allora, la scuola incarna prima del fascismo, vi ho già detto della magnifica comunità di Tolmezzo, adesso vediamo se riesco a mettervi anche il libro da cui ho tratto queste cose, mamma mia, come si fa? Mi viene qualcuno a aiutare per piacere? Ah, ecco così. Allora, il libro base da cui si trova la storia della scuola fino al fascismo compreso è questo testo di Don Pietro Cella, che era un direttore didattico, è un libro abbastanza raro, che ovviamente mi proviene da mio padre, e dà la storia di tutte le scuolette piccole e non piccole della Carnia, ai sacerdoti, eccetera. Questo, no, veramente, guardate, dovete venirmi sempre a aiutare perché qua non capisco. Ecco così. Ecco, grazie. Allora, nel primo periodo abbiamo le scuole comunali e potevano in Carnia essere anche sovvenzionate da lasciti privati. Il famoso calzolaio, mi sembra di Sutrio, che non aveva avuto figli, eccetera, prendeva una parte dei suoi soldi e li dava per la scuola, per creare una scuola popolare invernale, così i bambini non rompevano le scatole tutto il giorno ai genitori e alle madri, rompendo il filo con cui filavano, eccetera, eccetera, perché questo era l'andazzo dei bambini d'inverno a casa. E altri, per esempio un Tommaso Plotzer, a un certo punto dà anche lui un lascito, cioè in genere erano persone che o erano ricchissime o non avevano figli, e quindi dicevano, vi lascio qualcosa per una scuola. Dopo questo tipo di scuole, diciamo, vengono i francesi, ma guardate, io sono veramente una minus abens, ma in queste cose qua. Allora, con i francesi la scuola è statale e abbiamo due caratteristiche: viene normata, dovranno essere tot alunni, dovranno addirittura si dice come devono essere i maestri, che devono essere in tutto esempi agli scolari, dimostrarsi umani ma non familiari, esatti ma non minuziosi, alieni da intimorirli e da castighi arbitrari. Devono insegnare con particolare attenzione la devozione al re e alla patria, all'ubbidienza alle leggi, e avere premi, essere addirittura iscritti in un libro d'oro se saranno i migliori. Poi viene la scuola sotto l'Austria. I maestri, è la prima volta che per poter diciamo insegnare devono sostenere un esame davanti a una commissione nominata dal prefetto e ottenere un attestato specifico, quindi niente più maestri inventati o chissà da dove venuti fuori, anche perché sotto una nazione dovevano garantire che sarebbero stati ligi ai doveri e agli insegnamenti e a quello che veniva mostrato alle leggi dello Stato. Sotto l'Austria qual è la virata? Che da una scuola che parla di religione in generale si passa a una scuola totalmente religiosa. Tanto è vero che una delle cose di base che doveva dare ai bambini erano i principi fondamentali della nostra santa religione cattolica, punto. Cioè, guai se andavi fuori dal cattolicesimo. Ma ricordiamoci che anche prima avevano problema che i ragazzini andavano in Germania dove la religione non era cattolica, quindi ecco subito le scuole dei sacerdoti a insegnargli anche i principi della religione cattolica.
Il regolamento riprendeva quello precedente e era divisa la provincia di Udine in 21 ispettorati scolastici che seguivano più o meno i distretti che erano stati creati dai francesi. In Carnia e Canal del Ferro ce ne furono 5 ispettorati, quindi distretti: Tolmezzo, Rigolato, Ampezzo, Paluzza e Moggio. Anche qui dovevano essere gli insegnanti preparati perché altrimenti non potevano assolutamente insegnare. Però c'era una cosa che a un certo punto, dato che i bambini delle frazioni non sapevano come scendere nel paese per andare a scuola, perché andavano a dorso d'asino, ecco, sono concesse delle scuolette anche, diciamo così, frazionali, che non erano proprio l'eccellenza, ma insomma almeno qualche cosa avevano anche questi bambini. Poi c'era sempre il grosso problema femmine, maschi e femmine. Allora, e si giunge all'Unità d'Italia. Vediamo se riesco a giungere qua anche all'Unità d'Italia. Come si fa sta cosa? Ma dove si tocca qua? Allora, scuola di Stato, questi cosa siamo? Siamo a Regno d'Italia. Ecco, scuola del Regno d'Italia nasce laica, ci sono una serie di leggi che la normano, la legge Casati. Noi però andiamo più tardi sotto l'Italia, quindi siamo nel 1866, poi avviene la legge Orlando e ci sono tutte queste serie di leggi che decretano e normano l'istruzione nazionale, non solo, ma dicono anche che deve essere diffusa dappertutto e quindi via qualsiasi scuola comunale esista in Italia. La nazione ci deve essere in tutto e dappertutto, con i suoi maestri preparati e disciplinati, con le sue strutture. E pare di ritornare che non siamo molto lontani dall'Austria, che aveva l'ispettore capo, da cui discendevano gli ispettori distrettuali, da cui i direttori didattici, da cui i maestri, dove però sotto l'Austria la piramide era religiosa. Invece sotto lo Stato poteva essere laica, non era così strettamente legata alla Chiesa. Si vennero anche creando in Carnia scuole professionali, la Regia Scuola Professionale Carnica Tolmezzo e anche scuole, per esempio a Rigolato, quella del socialista Giacomo Fiori ed altri che l'avevano fondata, anche parenti del senatore Lepre, ed anche in altri luoghi, onde evitare che i ragazzi andassero fino a Villacco, come per esempio il povero Michele Menegon, originario di Amaro, che si era diplomato però diventando un bravissimo maestro muratore alla Scuola Imperial Regia per l'artigianato di Klagenfurt. Parallelamente c'era l'azione del socialismo, delle cooperative carniche, per cercare di dare una spinta anche e soprattutto a una moralizzazione, fra virgolette, dei costumi, cioè bisognava eliminare l'alcolismo e fare in modo che queste persone venissero istruite in senso anche più ampio. Ma anche questo è uno dei compiti che avrà l'istruzione alla zona libera, quella in generale di istruire delle persone che erano vissute per 20 anni sotto il fascismo. E adesso vedremo cosa significa vivere 20 anni sotto il fascismo. Parallelamente, diciamo, si vengono a creare anche i patronati scolastici per aiutare gli alunni più bisognosi. Possiamo andare avanti un po' di maestri qua? Guardate che facce i maestri che avevano. Questo te lo trovavi davanti, stavi zitto in ogni caso. E questi sono tutti maestri che si sono susseguiti, vado avanti, in Carnia, nel periodo in cui era già l'Italia, però prima del fascismo, sì. Uno era a Forni, uno adesso dovrebbe vedere, non si leggono le didascalie qui. E questo è di Ampezzo, attenzione. Questo mi soffermo un secondo perché questo è l'ispettore Luigi Amedeo Benedetti di Ampezzo, che era nato in un casolare.
da famiglia discutibile, no? Quindi non si sa chi sono i genitori. Preso da un sacerdote parente per pietà, viene allevato e si mette in testa di farsi una cultura. Diventa garzone di bottega e di giorno studia e di giorno lavora e di notte studia, e diventerà il primo ispettore, non della carne, attenzione, del Gemonese, perché non potevi essere ispettore dove eri nato, e resterà grande memoria, tranne che adesso, di questa persona per le sue doti e capacità. Ve l'ho messo per quello, perché siamo ad Ampezzo. Ed arriviamo alla scuola e l'educazione fascista, che erano dettate da 3 parole: credere, obbedire, combattere. Non si esce, questo è il messaggio base del fascismo. Allora, la scuola fascista prima implica la riforma Gentile e Radice, che fanno un primo passo. Attenzione, la scuola non deve più istruire, perché i nostri non devono andare di là, capite? La scuola cosa deve fare? Deve formare il perfetto fascista, e quindi deve concorrere come priorità, come obiettivo prioritario, lo sviluppo spirituale del bambino, ancorato all'arte popolare e alla grande letteratura, no? E in più deve avere la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione in ogni suo grado. Ecco che incominciamo a cambiare, no? Non siamo più impariamo per andare all'estero, ma chiusi i confini, dobbiamo formarci all'interno di noi stessi. E vediamo che c'è tutto un dibattito anche attualmente se la scuola abbia una funzione di istruzione e ricerca o abbia una funzione di formare, perché certe parole sono anche estremamente discutibili. Allora, nel 1934 i programmi vengono modificati e nel programma di storia vengono inserite la rivoluzione fascista e le grandi opere del fascismo. E così si leggeva nell'introduzione ai programmi: la scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri all'idealità del fascismo, educhi la gioventù italiana a comprendere il fascismo, a nobilitarsi nel fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla rivoluzione fascista. Punto. Tutti questi messaggi venivano mandati con un grande amplificatore all'interno delle scuole, collegato alla radio. Ogni volta che il Duce parlava, tutti fermi, via a sentire i proclami del Duce. Nel 1939 viene redatta la Carta della Scuola, che sottolineava: la scuola fascista, per virtù dello studio concepito come formazione di maturità, attua il principio di una cultura del popolo ispirata ai eterni valori della razza italiana, della sua civiltà, e lo innesta per virtù del lavoro nella concreta attività dei mestieri. Quindi tu dovevi essere prima formato come fascista e dopo ti inserivi nell'arte, che significa artigianato, non prima. La scuola deve formare il fascista e poi il fascista lavoratore. Nel frattempo, già nel 26 erano state create l'Opera Nazionale Balilla, erano state eliminate tutte le associazioni nel 27 religiose, non religiose, eccetera, e quindi ci si trovava con l'obbligo per i maschi di partecipare ai sabato fascisti, alle attività dei figli della Lupa fino a 8 anni, dai 4 agli 8, dagli 8 a 14 a quelle dei Balilla, dagli 11 a 18 agli avanguardisti, e poi i giovani fascisti oltre i 18. Le femmine di 18 basta, dovevano sposarsi più o meno e fare figli. E quindi erano inquadrate da 6 ai 12 nelle figlie della Lupa, da 9 ai 13 nelle piccole italiane e da 14 ai 18 nelle giovani italiane. Poi, appunto, dopo sposate, diventavano, come disse il Duce, madri nuove per figli nuovi. Tutto all'interno del contesto fascista. Ora pensate a questi bambini che non potevano neanche giocare perché dovevano andare a scuola, andare a queste riunioni, e i genitori dovevano comprargli anche gli abiti, e quindi si trovavano chiusi, incastrati in questa situazione.
Parallelamente, e vado veloce perché sennò sono troppo lunga, veniva imposta dappertutto, anche quindi quelle terre redente tanto sognate che all'inizio avevano avuto anche dei soldi per loro, mentre qua in Carnia era uno sfacelo dopo che erano arrivati gli austriaci nella prima guerra mondiale, però si doveva dare alle terre redenti, non potevano più parlare se non italiano. E questo non avviene solo, noi guardiamo molto alla Slovenia, ma avviene anche a nord, anche nel Trentino e nell'Alto Adige, dove non potevano parlare più tedesco. E anche lì ci sono sacerdoti piuttosto che non sacerdoti che negli scantinati di qua e di là, a loro rischio e pericolo, insegnano ai bambini la cultura e la lingua locale. Nella scuola elementare diventa sempre più tutto fascistizzato, le pagelle, possiamo andare avanti che vediamo un po' di cose fasciste. No, questa è una maestra, avevo messo una maestra del primi Novecento che è una che insegnava a Cavazzo Carnico, c'erano anche maestre, era stato creato l'Educando Cellis, prosegua. Ecco, questa è una pagella di uno di Rigolato, il cugino di mio marito. Ecco, aveva questa pagella 1940. Questa era la pagina. Andiamo avanti. Ecco, questo era il retro, quindi siamo nell'anno 20 della rivoluzione fascista, si incominciano a calcolare gli anni sulla base del 22 della marcia su Roma. Vado avanti. Questo è l'interno con le singole materie che adesso non riesco a leggere, ma erano insomma italiano, religione, canto, disegno, ortografia, matematica, igiene, aritmetica, geografia, ecco, scienze fisiche, naturali, eccetera. Però era l'impronta che veniva data a tutta la scuola che era diversa rispetto alle singole materie. Allora, venivano poi, si aggiunge nel 29 al libro di lettura unico, cioè non esisteva pluralità, che veniva stampato dallo Stato, aveva la commissione che lo guardava, che lo vedeva, eccetera. Adesso vedremo le copertine di questo libro. E i temi che doveva trattare, oltre alla propaganda fascista, all'esaltazione del fascismo, all'educazione religiosa, per quanto riguardava singole materie, era l'esaltazione della Grande Guerra e delle gloriose gesta dei soldati dell'impresa di Etiopia, la diffusione del pensiero fascista, ma anche i suoi valori e i suoi simboli. E questo era un libro obbligatorio. Inoltre, dato che non bastava, diventano fascisti anche i fumetti, no? Perché chi ha un sacco di diciamo, adesso diremmo di like, ma quello che andava di più per la maggiore era un piccolo avanguardista che aveva però la ragazza che si chiamava Romana, no? E che aveva queste avventure tutte che glorificavano il fascismo. E anche diciamo quindi la parte ludica dei fumetti per chi poteva comperarsela era condizionata in modo forte dal fascismo. Inoltre guardate cosa ho trovato su internet, problemi aritmetici che venivano dati. No, 18 balilla partecipano a una gita scolastica. Se tutti pagassero la quota di ciascuno sarebbe di lire 17,50. Siccome pagano soltanto 15 balilla, quanto paga ciascuno di essi? La corazzata Vittorio Veneto è armata con 9 grossi cannoni, con 12 di medio calibro, 12 piccolo calibro e 20 mitragliere. Quante armi sono pronte per attaccare il nemico sulla possente nave? Ecco, queste erano, oltre canti fascisti che mi ricordava mio zio e via dicendo. No? E quindi vediamo che tutto era impregnato di fascismo. Mi mandi avanti per cortesia. Ecco, l'avanguardista si chiamava Lucio, quello dell'aereo. Sì, guardate, di libro di classe seconda, guardate la copertina. Vai. Ecco, credere, obbedire, combattere, questo era il diario scolastico di un allievo. Ecco, quindi vi immaginate in che tipo di scuola si era finiti.
Allora, la scuola resta questa perché avrà avuto delle... E poi fra i maestri ci sono i maestri fascistissimi, quelli che insomma mio zio mi diceva, il mio maestro fu di cognome, fu puntato, il nome non lo so, cognome sì, era proprio uno strafascista. A mattina le preghiere, il pomeriggio il canto fascista, tutti in piedi a sentire il discorso del Duce, non se ne poteva più. Fra le femmine mia madre diceva, beh, insomma, non era proprio così, la mia maestra si arrabattava, ci faceva anche cucito, che insomma era più utile del canto fascista e via dicendo, però la storia era in questa maniera. E arriviamo alla zona libera, se no mi fulminate. Allora, nella zona libera diciamo che si parte con l'idea di creare una scuola che ovviamente deve essere istruttiva e formativa, perché non si può non insegnare a leggere e scrivere, ma bisogna insegnare, rompere, ma era dura la cosa, tutte le rigidità che 20 anni di fascismo avevano creato e prima pensano di fare delle commissioni, facciamo le commissioni con i 3 e la giunta già di governo, questa è con 3 rappresentanti, DC, PC e Partito Socialista, no? Poi non hanno neanche messo in piedi le commissioni, una doveva vedere di modificare il libro di testo unico e di trovare dei libri di testo. Gli altri dovevano tentare di fare l'elenco sulla falsariga della commissione Sforza in Italia liberata dei maestri che erano proprio fascistissimi, cioè non quelli che si erano presi la tessera perché se no non insegnavi più, ma quelli che si erano dati da fare, per esempio, anche a incontrare i bambini nelle stanze e a chiedergli della loro famiglia per vedere se questa avesse delle idee diverse da quelle fasciste e poi fare un paio di denunce, ecco, tanto per dire. Allora, a questo punto, però, cosa ci si accorge? Che incominciano già i primi screzi fra la DC da una parte e il PC dall'altra, su una persona che è Don Pietro Cella. Don Pietro Cella all'epoca era il direttore didattico di Ampezzo, no? Quindi si dice, vediamo se lui ci dà una mano e vuole accettare la direzione, perché bisogna recuperare i maestri e avere anche chi dirigeva la direzione della scuola. Incominciano le liti perché la DC dice sarebbe la persona giusta e poi dice neanche Personio perché ha emanato già la circolare della zona dell'Ozac, quindi dato che ha mandato le carte dell'ispettorato, noi non lo vogliamo prendere in considerazione. Ora questo non voleva avere la corda al collo, anche comunque dicevano che fosse un po' fascista, ecco, questo Don Pietro Cella, più favorevole ai fascisti certamente che altri. Incominciano a litigare su questi, a un certo punto tutti insieme dicono non possiamo fare sta cosa raga, perché se facciamo sta cosa non il primo ottobre, già abbiamo detto apriamo il 10 le scuole, il 10 ottobre non apriamo niente. Va bene, allora lo stesso Gardi, questo è tutto su documenti che si trovano anche sul libro di Angeli e Candotti, noi allora decidiamo così, mettiamo l'ispettore e Gardi. Allora, perché l'ispettore è Gardi? Perché Gardi è del Partito Liberale e quindi rappresenta una continuità, ed era venuto da Udine, una continuità con la scuola prima del fascismo, da un lato, ma dall'altro non è né democristiano né comunista, quindi basta, decide uno al di fuori di queste cose, uno che sia abbastanza, diciamo, morigerato, era anche un avvocato, quindi fine della fiera. Questo venuto da Udine diventa quello che decide. Quest'uomo che fa in modo ligio il suo dovere, cosa dice? Prima pensa di poter decidere lui alcune cose, ma poi si vede che queste cose non si riescono a decidere perché uno da solo, fra le altre cose non del territorio, cosa fa? Cioè come si arrangia, come si... Allora, in fondo, e sono già entrati i cosacchi in Carnia quando sono a 2 passi dal dovere scappare, ma lui il 10 di ottobre lo stesso emana una direttiva e dice
praticamente si capisce che lui non ce la fa e dice il tutto è demandato alle giunte comunali. Cioè, prima volevano fare le commissioni, che sarebbe stata la cosa più, normale, più democratica. Poi abbiamo deciso per gli ispettori, io da solo, raga, non ce la faccio, facciamo una cosa così. Le giunte si arrangino, vedano le sedi, vedano i libri, vedano. Parallelamente però avevano chiamato, e questo ve lo dico solo per un motivo, un uomo a vedere insieme con la figlia del pittore d'Avanzo Elisa di Ampezzo, avevano mandato professor Guidetti, una persona ignota di Ovaro, che nessuno conosceva, di cui nessuno sapeva nulla, no, a visionare i libri di testo. Questo Guidetti non sapeva nulla dopo, ma è un uomo molto interessante. A lui è dedicata la biblioteca di Ovaro, ed è un uomo che era figlio del medico di Ovaro, che veniva da Mantova, mi sembra, e aveva studiato, aveva fatto la prima guerra mondiale, aveva studiato filosofia. Quello che colpisce di più di quest'uomo, che poi ha girato tutta l'Italia per motivi vari, è che può andare avanti con le immagini della zona libera. Questi sono saggi. Molinari era fascista, quindi fotografa i suoi figli che fanno saggi. Vada. Saggi igienici, la figlia, avanti, la figlia anche qua. Ecco. Poi c'è un'immagine, vada. Ecco, qui vi mostra com'era Lozach. Lozach è quello verde lassù vicino a Lozab, che sarebbe la zona del Bellunese, sono le zone cuscinette, perché attenzione, quello che voi nei libri trovate sempre, il confine con l'Austria, quelli erano andati in Austria, ma che in Austria l'Austria e l'Annessa erano andati in Terzo Reich. Cioè bisogna cancellare il termine Austria da tutti i libri scritti quando dopo l'annessione dell'Austria, perché l'Austria annessa significa che era Terzo Reich. Quindi non mi si venga a dire che erano stati rubati i cavalli in Austria di adesso, in Austria di prima, ma non in Austria nel momento in cui i cavalli erano stati rubati, perché questi avevano violato, ed era molto, molto punibile il fatto di aver violato i confini del Terzo Reich. Sì, intendiamoci. Dall'altra parte, anche nella zona libera per un minimo tratto non confiniamo, ma siamo molto vicini, ma Pordenone è appiccicata alla Repubblica Sociale. Quindi questa zona cuscinetto nostra e anche l'altra sono zone che dovevano fare in modo di attutire, in caso di avanzata, il problema del Terzo Reich che stava dietro. Ecco, e questo bisogna ricordare, perché se si sbaglia la geografia non si capisce più niente. Quindi sopra il nostro Ozach stava al Terzo Reich, e qua stavano tranquilli e ben insediati i tedeschi, che i repubblichini, ci sarà stato qualche repubblichino vagante o con qualche mansione, ma non era la Repubblica Sociale Italiana. Vado avanti. Questa è la zona libera, voi vedete che ha tutta una serie di comuni, adesso non so se riesco a trovarveli sui miei fogli, che non appartengono alla Carnia, quindi è sbagliato il nome Carnia, e facevano parte della zona libera: Barcis, Bordano, Cimolais, Claus, Clausetto, Ertecasso, Forgaria, Frisanco, Meduno, Tramonte di Sopra, Tramonte di Sotto, Trasaghis e Vito Dasio. Quindi non è soltanto della Carnia, c'è stato questo infervorarsi, l'autonomia carnica, la Carnia libera, solo carnica, non era vero. Andiamo avanti. Quella precedente torni indietro, ecco, dove Palazzo Unfer, dove c'era la sede della giunta, è l'unica zona libera in Italia che sappia io che è riuscita a nominare una giunta di governo e andare avanti con alcuni argomenti in trattazione. Le altre, quelle militari men che meno, ma nessuna ce l'ha fatta. Ha avuto qualcosa quella d'Ossola, ma non come emanazione popolare, con elezioni eccetera, ma come emanazione dall'alto di chi doveva farne parte. La differenza con l'Ossola è che l'Ossola è l'unica dove c'era una donna che faceva parte della giunta di governo, che è la Florianini. Andiamo avanti.
questi sono gli scani dove questi poveracci quasi circondati dai cosacchi decidevano su tutto. Andiamo avanti. Ecco, questi sono alcuni volti, come se mi ingrandisce riesco forse a leggere anche chi sono. Allora, sopra ci sono Gino Beltrame, quello adesso però si vede anche lì, va bene. Uno è Gino Beltrame, sotto c'è Cleva, l'altro è fratello di Mario Candotti, Dino Candotti di Inca. Questo sopra adesso non mi ricordo, poi c'è questo con la barba eccetera, il famoso avvocato Gardi, e sotto c'è Romano Marchetti. Due non so, adesso non riesco, qua se mi aumenta, vediamo, gli altri due che ho dimenticato, tanto per par condicio, uno è Luigi Nigris della DC, quello che era vicino a quello del PC, e l'altro vicino era Umberto Passudetti del Partito Liberale, ecco, per dare a ognuno il suo. Quindi il problema della scuola era diciamo gravissimo per la zona libera, per la complessità dei problemi pratici che si trovava ad affrontare. Ebbe anche dell'unico forse esempio di organizzazione di massa che collabora con qualche cosa, la presenza del Fronte della Gioventù, che si dà da fare inizialmente per il problema scolastico, che dice che tocca molto da vicino noi giovani e non possiamo estraniarci e non aiutare i giovani compagni, e quindi faremo noi alcune cose, provvederemo alla raccolta di parte del materiale scolastico, proponiamo il libro cuore. Perché il libro cuore, dice dopo qualcuno, il libro cuore era un libro che si usava anche prima. Certamente il libro cuore è fatto da due parti, uno di racconti patriottici e uno che descrive la vita a Torino nelle scuole, dove c'era anche gente poverissima, e si sofferma De Amicis su questa vita dei bambini poverissimi. È uno degli unici libri che riporta realmente anche la storia dei bambini poverissimi e dei problemi che incontravano, quello moriva, il padre, la madre, eccetera, all'interno della società torinese in Italia. Non ci sono altri libri così chiari, no? Come questo di Edmondo De Amicis, tanto che io l'ho utilizzato anche alla scuola superiore Solari per descrivere questi problemi. Quindi il Fronte della Gioventù è l'unico forse che riesce a dare un contributo fattivo. Poi arrivano i cosacchi e termina tutto. Come va a finire dopo? Allora, dopo, e aspettate che vado avanti un po' di pagine perché sennò non trovo nulla, si ritorna indietro, cioè prima si fa una scuola che semplicemente abolisce ogni simbolo fascista, abolisce ogni discorso, abolisce ogni scritta, via tutto, saranno venute delle specie di bidelle con bidoni, via tutto il fascismo nel bidone. Però non viene modificata la scuola, nel senso che il personale amministrativo resta lì, come resta nella giustizia, come resta dappertutto. Nessun fascista va via, che avevano il potere, restano lì, e quindi hanno figurarsi, avevano un'impronta, quello che fascisti non erano. Figurarsi quelli che erano fascistissimi, se non gli rimane quell'impronta, non gli avranno fatto cantare ai bambini come a mio povero zio giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, però la scuola resta quella, no? Dopodiché resta una scuola sostanzialmente cattolica, no? Dopodiché addirittura abbiamo con la legge Erbini una modifica ancora più forte. Allora, che problema era sorto? Che nell'Italia liberata gli americani avevano messo come tecnico per la parte scolastica dei programmi il pedagogista americano Washburn, il quale era un seguace di Dewey, imparare facendo, che era la pedagogia più nuova, no? Però aveva in mente una scuola avanzata e pluriconfessionale. Basta. Questi non si possono vedere, scuola pluriconfessionale non deve esistere, perché in America hanno scuole pluriconfessionali, no? Quindi niente,
E esce questa legge Ermini del 1955 che di nuovo riprende il fatto che la scuola deve concorrere alla formazione dell'educazione del bambino più che ai contenuti. I contenuti vengono in seconda battuta, no? E poi ogni bambino dovrà imparare Padre nostro, Ave Maria, Gloria Padre, preghiera dell'angelo custode, preghiera dei defunti, fatti del Vecchio e del Nuovo Testamento. Quindi l'impronta che viene data è questa, e l'educazione civica viene introdotta solo nel 1958, quindi c'è di nuovo un ritornare totalmente ad una scuola dei soliti contenuti, ma soprattutto diciamo improntata a scuola confessionale. Un'altra cosa volevo dire, solo 2 parole, la scuola attuale italiana adesso viene, o almeno il ministro Valditara tenta di fare delle modifiche anche dei programmi, e aveva deciso, aspettate che trovo riferimento, perché dire qui non si sa mai, perché cambiano le carte in tavola, un giorno sì e l'altro anche, deciso di fare una commissione che doveva studiare, la dico a voce, doveva studiare, ovviamente sono segnate le fonti, doveva studiare come modificare i programmi di storia per creare, ingenerare nell'alunno, perché non bisogna più fare formazione, ma di nuovo formare l'alunno, no? Formare l'alunno a uno spirito nazionale. Allora, la prima domanda che uno si fa è: abbiamo appena fatto l'autonomia differenziata che stiamo tentando di sgamare, no? Allora mi dite che unità nazionale vuole il ministro Valditara, con tutto rispetto per lui. In più ha fatto una commissione in cui l'unico storico forse messo dentro a forza poi è stato Della Loggia, no? Ma questo è un uomo che è anche del direttivo della Fondazione Italia-USA, oltre che essere giornalista del Corriere della Sera, parlo a braccio, quindi non ho qua le note che avevo. Per cui uno si chiede: ma che cosa volete che revisioni nei programmi di storia una persona sola? Perché questo che gli hanno risposto le associazioni degli storici: ma uno storico solo? E l'ha messo forse anche dentro dopo, non lo so. E gli altri sono tutti psicologi, compreso uno psichiatra che non si sa cosa ci stia a fare, no? Allora a questo punto uno si chiede: ma dove deve andare l'insegnamento della storia? Poi non so se questa commissione sia partita, se sia fermata, se fra 2 mesi sapremo che ha fatto nuovi programmi. Poi c'è questa mania di fare i programmi obbligatori, non solo programma obbligatorio, ma anche cosa devi studiare, metodo del sud, eccetera. Allora uno si chiede: ma in Italia resta un minimo di libertà di insegnamento alla corpo docente o no? E con questo punto di domanda vi saluto, e scusatemi se vi ho seccato, ma andiamo avanti se c'è qualche altra immagine. Ecco, arrivano i cosacchi e questi sono i nostri navi. Fine. Scusate che parlo a braccio, ma ecco qua. Chi vuole foto della pagella fascista? Grazie a Laura Battelda Puppini. Adesso cambiamo argomento e parliamo di giustizia. Giustizia durante e dopo l'esperienza repubblicana. Protagonisti conosciuti e sconosciuti di una storia, questa sì, poco conosciuta. Ce ne parla Fabio Verardo, storico all'Università di Trieste, esperto e gran conoscitore di vicende carniche, sia al maschile che al femminile. Quindi Fabio Verardo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. La mia relazione è pensare e amministrare giustizia, processi e protagonisti durante e dopo il conflitto. Allora, la giustizia è parte importante del meccanismo di autogoverno, una parte essenziale per dimostrare intanto di sapersi governare da soli, e poi una delle promesse più impegnative che si fa alla resistenza.
Allora, comprendere la riflessione sulla punizione dei crimini del fascismo è importante perché questa riguarda sia quelli che sono appunto i crimini del fascismo, ma anche quelli che avvengono durante la guerra, e poi c'è anche il forte elemento dell'epurazione. E poi la giustizia è un elemento essenziale e programmatico anche per la ricostruzione democratica. Sia giustizia penale che epurazione sono le basi essenziali per rifondare la società e superare quelle che poi sono le compromissioni del fascismo. Inoltre, per i partigiani organizzare e pensare alla giustizia ha lo scopo di impedire gli eccessi, i giudizi sommari, di dimostrare quella che è l'autorevolezza, la serietà, la moralità, mi verrebbe da dire, dei partigiani, e, usando le parole di Legnani, anticipare quello che è il traguardo ultimo della lotta armata. Da ultimo, poi, dimostrare agli alleati che si pensa nell'estate del 44 che stiano arrivando, che ci si sa governare da soli, in modo organico, efficace, e deve ovviamente mettere in atto, per ragioni di opportunità, tutta una serie di istituzioni che permettano a noi stessi di fare i conti noi col fascismo e col collaborazionismo senza altri. Ecco, in questo quadro, quali sono la genesi e le peculiarità di questa riflessione? Allora, la riflessione sulla giustizia passa dalle formazioni partigiane, Garibaldi e Osoppo ovviamente, ai CLN, quelli locali, poi di valle, abbiamo sentito, e poi arriva al CLN della zona libera, che dà poi un taglio peculiare alla questione. Il risultato è l'intreccio di questi tre, la mediazione di queste posizioni e delle esigenze diverse di questi soggetti, no? Da un lato abbiamo le esigenze militari, quella della guerra ai tedeschi, ai fascisti, dall'altro il funzionamento, diciamo così, ordinario della giustizia, quella civile, quella che fa parte della progettualità democratica della zona libera. Allora, il primo soggetto, i partigiani. Allora, prima e durante la costituzione della della zona libera della Repubblica Partigiana, ci sono diversi documenti delle formazioni partigiane che affrontano il tema della giustizia. In modo essenziale, il presupposto indispensabile è come amministrarla, con quali strumenti e poi con quale legittimità. Le difficoltà sono molto concrete perché dentro anche le formazioni è difficile amministrare una giustizia. Temi più caldi sono ad esempio le spie, la sicurezza dentro i reparti, ma poi anche la disciplina interna e poi il rapporto col nemico. Cosa facciamo di fascisti e tedeschi? Problema ancora più complesso è amministrare per i partigiani la giustizia quando la giustizia investe anche la popolazione, cioè come ci si comporta poi verso la popolazione. Allora, semplificando moltissimo, i garibaldini pongono un po' più l'accento sulla componente popolare. Se andiamo a leggere alcuni documenti della fine di agosto del 1944, quelli per la creazione degli organi di potere, Garibaldi Friuli scrive: bisogna provvedere alla nomina dei tribunali popolari per la punizione dei delitti contro la patria e contro la lotta di liberazione. Gli Osovani invece fanno un po', ripeto, semplifico un po', riferimenti un po' più legati alla continuità delle strutture preesistenti, anche se sono da riformare. Pensano a una giustizia, ad esempio, dei tribunali militari da riproporre in quelli partigiani. Mi vengono in mente alcune relazioni, ad esempio, di Bolla nell'archivio Osoppo, no? Dove questo aspetto pare evidente. Però il tema della giustizia per i partigiani è anche una questione importante per costruire un rapporto tra partigiani e popolazione. Dicevo, secondo soggetto, i CLN locali, qua, giustizia penale e epurazione. Tra i molti esempi vi cito questo documento, il verbale appunto del Comitato di Liberazione di Prato Carnico. Allora, qua il tema va giustizia e epurazione. Gli obiettivi e i metodi sono diversi da quelli delle formazioni partigiane, perché qui mi pare che il punto importante sia eliminare i retaggi del fascismo, eliminare la presenza dei fascisti, però garantire la continuità delle istituzioni, come diceva la relazione precedente di Corbellini, riflettere su istituzioni di commissione e quant'altro si vede una sfida molto difficile, ma garantire in qualche modo che la macchina epurata dalle compromissioni del fascismo vada avanti. Ecco, tutte queste istanze poi arrivano, formazioni partigiane, CLN, confluiscono e cercano di avere una sintesi in quello che è l'azione del CLN della zona libera.
Allora, sappiamo che per il CLN della zona libera la giustizia è un tema molto importante. Già dalla prima seduta, al punto 10 dell'ordine del giorno, si parla di istituzione di organi giudiziari, qualsiasi cosa questo voglia dire. E poi, perché lo spettro è molto ampio, e poi anche nel manifesto, no, pubblicato il 26, ve lo cito qui, di settembre, già citato anche questo, appunto si parla dell'esigenza, dell'urgenza di amministrare questa giustizia e di controllarla in modo scrupoloso. Ecco, il ruolo essenziale che ha la giustizia poi viene esplicitato alcuni giorni dopo, appunto con quello che è il decreto del numero 2 del CLN della zona libera, quello che dà l'ordinamento. E lo vedete qui, si designa appunto che devono essere costituite delle giurie popolari e poi un tribunale del popolo. E poi appunto che si devono arrestare le persone che si ritengono colpevoli e vanno processate. Ecco che siamo tra il 30 settembre e il 1 di ottobre del 1944, emerge proprio l'idea di questo Tribunale del Popolo. Parola e idea non nuova, ovviamente, su un ampio solco di provvedimenti trattati dalla Resistenza, che però è un po' diversa, è un po' alternativa a quella delle Corti d'Assise del Popolo, provvedimenti del CLN Alta Italia dell'estate 44, ed è molto diversa da quelli del Governo del Sud del luglio del 44. Io direi strizza un po' l'occhio a provvedimenti che vengono da sinistra, al carattere innovativo, sicuramente alternativo al fascismo. Ne emerge già un'idea di autonomia, una giustizia, mi pare, già da qui, poi verrà codificata dopo dal basso, e una giustizia che va controllata evidentemente dall'azione politica. Allora, quale idea di giustizia viene elaborata poi in questi giorni, quando viene costituita la Repubblica e appunto nel tempo molto stretto, no? Prima che arrivino tedeschi, fascisti e cosacchi? Da dove emergono queste idee? Che idee sono? Quali utopie, se volete, si cerca di mettere in atto? Allora, nella zona libera il confronto tra partigiani, rappresentanti dei partiti politici, come è stato detto prima, viene arricchito anche dall'apporto di alcuni tecnici. Uno è Manlio Gardi, il già citato avvocato, e poi soprattutto un ruolo, anche qui non del tutto nuovo, ma di un magistrato, che lo vedremo. Ovviamente si lavora e la stesura dei provvedimenti ha anche alcune contraddizioni. Io credo che l'obiettivo sia quello di fare presto, formulare delle linee programmatiche. Allora, abbiamo visto che nella riunione precedente appunto si designa questa giuria popolare, ed emerge poi, lo vediamo qua successivamente, viene codificata questa idea della giuria popolare con un magistrato che la presiede, vedete un giudice designato, e poi la partecipazione anche qua di organismi dell'associazione di massa. Addirittura si dice che ogni comune deve nominare la propria giunta, e questo credo che vada nell'ottica di democratizzare gli organi giudicanti, in netta alternativa a quella che era invece la giustizia messa in atto fino a quel momento dal fascismo. Nella seconda riunione invece avviene una svolta molto importante, me la metto qui. Viene nominato appunto il presidente di questo costituendo Tribunale del Popolo, che è un magistrato, è Adolfo Giuliani, Cassio, residente ad Ampezzo. Ecco, entra in scena un protagonista della giustizia, un magistrato di lungo corso, poi ve lo presento, ma vi basti sapere che è in magistratura dal 1909 ed è già presidente dal 1939 del Tribunale di Tolmezzo. A questo viene affiancato un magistrato, appunto Manlio Gardi, che su investitura del CLN deve appunto monitorare la situazione e vedere di mettere in atto quei provvedimenti per costituire questo Tribunale del Popolo e darle una sua ossatura. Allora, ecco che entrano in scena i due tecnici, diciamo, della questione, che poi mi pare abbiano un ruolo poi di tutto rispetto. Sono loro che codificano tutti i vari provvedimenti. Allora, ve li ho messi qua, Manlio Gardi e Adolfo Giuliani, con la scheda del Ricompart. Allora, il primo è un avvocato, 1907, milita nel comando delle divisioni Osoppo, membro del CLN per il Partito Liberale, e poi rappresenterà il Partito Liberale Provinciale di Udine, repubblicano,
ha un ruolo anche importante già durante la guerra, con delle funzioni legate alla giustizia. È una di quelle persone nominate per il processo che si deve costituire già la commissione d'inchiesta di Porzus, e poi avrà un ruolo anche nei processi successivi, anche come difesa ai partigiani. L'altro, Adolfo Giuliani, dicevo, un magistrato. Qua secondo me si mette proprio in luce quelle che sono le continuità, no? Tra guerra e dopoguerra, tra fascismo e Repubblica, studiate in generale da Claudio Pavone e per la magistratura poi da Giovanni Focardi. Nato a Maddaloni nell'83, dicevo in magistratura dal 1909, quindi si forma nell'Italia liberale, e nel 1939 è promosso consigliere di Corte d'Appello, si vede pochino la seconda foto, e con funzione di presidente del tribunale. Gli si rimproverano già al tempo alcune compromissioni con il fascismo. Qua dovremmo aprire un capitolo su magistratura e fascismo, però è evidente che c'è anche, mi pare, la volontà di sbarcarsi. Ecco, una figura un po' più complessa. Durante la guerra alcune grane. Nel settembre del 1944 si allontana da Tolmezzo, accompagna la moglie a Udine e poi non torna più in sede. Dopo l'esperienza della zona libera, dopo quello che adesso vediamo, le conseguenze non si fanno attendere. Il ministro di Grazia e Giustizia Pisenti gli intima di riprendere servizio, lo minaccia di un provvedimento disciplinare, lo diffida ufficialmente, e poi il presidente della Corte d'Appello di Trieste lo richiama all'ordine. Giuliani è ancora irreperibile, tornerà a farsi vivo solo nel gennaio del 1945, poi ha un colloquio con un dirigente della sezione giustizia dell'Ozac, ritorna in servizio, lo mandano a Trieste e lì rimane fino alla fine della guerra con un provvedimento di censura. Dopo la guerra torna a Tolmezzo, riprende il suo ruolo e lo ritroveremo, anche se per un brevissimo periodo, nella Corte d'Assise straordinaria. Poi è riconosciuto non partigiano ma patriota, appunto con il nome di battaglia Cassio. Perché è importante la figura di Giuliani? Perché è lui che stende questo documento programmatico, no? Ed è interessante perché riporta poi le annotazioni accanto, che sono quelle di Manlio Gardi, che è lui che porta questi documenti poi all'archivio e poi li possiamo leggere. Allora, è interessante perché c'è la mediazione tra queste due persone, tra il professionista della politica, della giustizia, che però vuole innovare con alcune moderazioni, l'avvocato, in quota al Partito Liberale, che propone alcune riforme guardando all'esperienza del CLN, e poi la mediazione tra questi. Allora, il magistrato poi è sempre in contatto col CLN della zona libera. Il 3 ottobre viene convocato una prima volta per discutere sui problemi della giustizia. Gli si dice, attenzione, che qua bisogna dare un indirizzo politico a queste proposte tecniche, e Gardi deve farsi da garante. Allora, il nostro magistrato stende questo provvedimento, che dopo le mediazioni prende questo nome, si chiama Relazione Progetto sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, niente meno. Questi sono i punti, diciamo così, essenziali. Alcune novità sono appunto questo Tribunale del Popolo, e vedete, giudici popolari, organizzazioni, ma è un magistrato. Secondo me questo è un provvedimento che voleva appunto porsi dalla parte della democratizzazione del sistema. Moderazione invece da altre parti, ad esempio la giurisdizione penale solo sui reati comuni e non su quelli militari, no? Per distinguere le cose. Ancora moderazione sulle pene, ad esempio, invece alcune novità che poi non verranno neanche accolte sulla difesa e sull'accusa. Addirittura lui propone il pubblico accusatore, ritornerà nei tribunali insurrezionali, il Tribunale del Popolo di Trieste, ad esempio, questa figura qua, che sono quelle figure abbastanza particolari e volevano essere appunto portatrici di un controllo, diciamo così, di un indirizzo politico della giustizia. Che se ne fa di tutta questa discussione tra Giuliani e Gardi? Insomma, alla luce di tutti questi provvedimenti, poi tra il 6 e l'8 di ottobre, con il decreto numero 5, si fa una mediazione e si viene appunto a quella che è la costituzione del Tribunale del Popolo. Allora, il CLN avrà un ruolo importante, proprio promotore dell'azione penale,
c'è una netta separazione tra componente militare e componente civile, e questa è una novità, insomma una peculiarità di questo progetto, quindi 2 canali, la giustizia dei partigiani, dei tribunali partigiani per i reati politici e dei militari, e dei tribunali, diciamo così, ordinari, comuni col Tribunale del Popolo. Composizione inedita di questa giuria, un magistrato con la appunto giuria popolare. Vedete, no, non lo vedete perché qui, accusa e difesa invece, diciamo così, c'è un sistema un po' più tradizionale, anche se si dà la possibilità ai non avvocati di prendere le parti della difesa. Poi interessante che sia uno stesso avvocato che approva. Alcuni aspetti di novità sulle pene, l'abolizione qua della pena di morte per i reati comuni. Nello stesso momento invece i fascisti tedeschi fanno ben altro, e la netta presa di distanza appunto di questi provvedimenti. Dispositivo delle sentenze sembra in nome del popolo italiano. Ecco, mi domandavo cosa ne pensa la popolazione, cosa ne pensa ad esempio il clero, cosa ne pensano i partigiani e gli alleati di questo tipo di riforme, no? Allora, è difficile dirlo perché è un progetto che sostanzialmente rimane sulla carta. Diversa sarà la percezione, ad esempio, al momento della liberazione. Sappiamo che la popolazione però discute anche di questi provvedimenti, lo sappiamo anche dalla stampa partigiana, appunto, che ci dice che la popolazione discute, critica, propone misure e provvedimenti su quello che si sta facendo. Il clero ha una posizione un po' più di perplessità, si temono alcuni eccessi, così li chiamano, della giustizia partigiana, quale cronache invece dei sacerdoti, insomma, li riportano, e si teme appunto che ci siano violenze sommarie o giudizi ritenuti eccessivi. C'è poco poi su quello che è questo provvedimento per la durata che ha. Gli alleati forse sono un po' più critici all'inizio, ma riconoscono quello che è il dato di novità di questi provvedimenti. Forse sono più consapevoli di altri che questa esperienza rimarrà un po' sulla carta, almeno questa, e si preoccupano meno. Si preoccuperanno molto di più alla fine della guerra, quando temono invece giudizi sommari molto più estesi. In generale credo che la costituzione di questo tribunale del popolo nella zona libera, anche se non mi pare un tema centrale o così sviluppato nella memorialistica, sia stato accolto con favore, anche se con alcune riserve. Infatti la giustizia dei partigiani suscita sempre timore e perplessità. Ad esempio l'eliminazione di alcune spie, di alcune persone sospette, piuttosto che provvedimenti di ammonizioni, la rasatura, la legatura al palo, intimidazioni. Ecco, questi sono viste come più pericolosi. Lo vediamo ad esempio molto nelle memorie femminili, dove c'è una forte impressione su questi provvedimenti. La giustizia invece, per contro, concepita dal Comitato di Liberazione Nazionale della Zona Libera, è più simile un po' al contesto ordinario. Diciamo, rappresenta forse, mi pare, nella percezione della popolazione, una strada così verso la normalizzazione. E vado a concludere. Cosa se ne ricava da tutta questa da questi elementi? Allora, mi pare che sia una giustizia, quella pensata nella zona libera, alternativa, ho messo in corsivo. Alternativa a che cosa? Intanto alle giurisdizioni ordinarie e straordinarie che ci sono nel 43-45. Alternativa alla giustizia fascista, qua direi proprio sia del tempo di pace sia tutti i vari tribunali speciali che ci sono stati. Alternativa a quella magistratura fascistizzata, la sudditanza del pubblico ministero, ad esempio il potere politico, dei giudici rispetto all'esecutivo, eccetera. Anche alternativa a quella del tempo di guerra, penso ai tribunali straordinari per la repressione, quelli che ha studiato Toni Rovatti, anche se nell'Ozac poi non ci sono moltissimo. Una giustizia alternativa a quella invece della zona di operazione litorale adriatico. Qui mi vengono in mente le sentenze del Tribunale Speciale per la Sicurezza Pubblica, quello che stabilisce le stragi del cimitero di Udine, delle carceri di Udine, ma anche della magistratura italiana, che in questo caso si piega proprio e
fa dei processi per ostilità al Reich piuttosto che per altre cose e mette un sigillo su uccisioni, deportazioni e quant'altro. Alternativa anche ai provvedimenti del Comitato di Liberazione Alta Italia e del Governo del Sud. Non si riesce, non si fa tempo a recepire, ad applicare, ad esempio, il decreto legislativo del luglio 44 del Governo del Sud, piuttosto quello sui processi poi ai collaborazionisti, quello che fa in modo di fare poi processi anche nel dopoguerra, e quello che vede nella magistratura un ruolo molto importante. Non si recepiscono o non si riesce a recepire quello invece del CLN Alta Italia con le corti d'assise del popolo del 16 luglio 44, dove invece diciamo così, l'ordinamento un po' più partecipato, rivoluzionario se vogliamo, il giudizio un po' più serio, catartico se vogliamo, è molto più evidente. Una giustizia in potenza, nel senso che questo decreto e tutta la discussione rimane poi inattuata. Le disposizioni sono tra il 6 e l'8 di ottobre. Se ne discute mentre vengono varate, mentre comincia l'operazione Wallaufer. Giuliani e Gardi si incontrano, discutono mentre viene diramata la famosa lettera dell'arcivescovo che invita i partigiani, eccetera, mentre si addensano le nubi sulla zona della Carnia. Non riusciamo a vedere come questi progetti sono messi in pratica, a differenza ad esempio di quello che accade nell'Ossola, dove ci si scontra anche con i problemi pratici, cioè come mettiamo in pratica tutto questo, quali problemi dobbiamo affrontare tra ideale e realtà. Attenzione però a un giudizio ingeneroso, bisogna tenere conto presente che sono progetti e realizzazioni che trovano la loro ragione d'essere e la loro razionalità all'interno, diciamo, della grande illusione che c'è nell'estate del 44, quella che quell'estate sarebbe stata l'ultima stagione della guerra. Non è una giustizia rivoluzionaria, nel senso che, pur nell'eccezionalità del momento, si propongono dei cambiamenti pragmatici, ci si smarca dal fascismo, ad esempio le giurie, la pena di morte, abbiamo visto per i reati comuni che viene abolita, ma non viene sovvertito l'ordine costituito. I provvedimenti non sono irrevocabili e non mi pare un tipo di giustizia, diciamo così, intransigente. Aspetti che sono stati anche già notati dalla storiografia, ad esempio sia Bocca che Battaglia mettono in luce che c'è una netta distinzione tra giustizia civile e giustizia politico-militare. Non ha una connotazione di classe, nel senso che ad esempio rispetto ad altre esperienze della Valsesia, dove ad esempio ci sono dei commissari che affiancano i pretori e possono aggravare o alleviare le pene, qui non avviene niente di tutto questo. Quale eredità, e vado a concludere veramente, rimane di questo tipo di progetti di riforme? Allora, guardando al dopo, rimane poco, nel senso che il percorso successivo prenderà delle strade diverse. Dopo i rastrellamenti dell'ottobre 44 si prenderanno altre strade per prepararsi all'insurrezione e si costituiscono degli organi in Friuli molto più simili a quelli del CLN Alta Italia, ad esempio si cominciano a organizzare le commissioni di giustizia e quant'altro. Ci si orienta verso una giustizia più politica, non c'è una così netta separazione tra giustizia civile e politico-militare secondo i piani dei partigiani, ma siamo in una fase diversa. Qui si trattava di gestire un territorio, dall'altra parte si tratterà di fare i conti con il fascismo e con la guerra civile e con la recrudescenza anche della lotta da questi mesi poi e per tutto l'inverno 44-45. Ritroviamo un tribunale del popolo a Udine che fa due processi, quello di Borsatti famoso che finisce con la fucilazione e quello di Valentinis che finisce in un nulla di fatto. Anche qui possiamo vedere delle continuità, nel senso che la resistenza in Friuli vede nel ruolo della magistratura un ruolo importante, i magistrati collaborano col CLN di nuovo, però il frutto è diverso. Poche continuità mi pare ci siano anche nell'azione delle corti d'assise straordinarie, quegli organismi che fanno i conti appunto dopo la guerra e giudicano fascisti e collaborazionisti.
Giuliani viene nominato, il magistrato abbiamo visto prima, viene nominato per poco tempo presidente supplente della CAS, della Corte d'Assise Straordinaria di Udine, 11 di luglio fino alla fine di luglio. Sembra un provvedimento interessante, quello che che ha costituito questo Tribunale del Popolo, poi lo troviamo nell'epurazione successiva. In realtà non ho trovato nell'azione sua una rilevanza importante, non risultano nell'attività, ad esempio, procedimenti presieduti da lui o sentenze scritte da lui. Il suo nome non compare neanche nei verbali di dibattimento e quant'altro. Però il Tribunale di Tolmezzo, e lui era presidente di questo tribunale, questo sì, ha un ruolo importante nel raccogliere prove, testimonianze e nel portare alla sbarra i collaborazionisti. Tra tutti mi vengono in mente i processi, quello a Ocelli, quello uno dei responsabili dell'eccidio della Valle del But, piuttosto che a Pozzi, piuttosto che a molti delatori, membri della Milizia Difesa Territoriale o a propagandisti e quant'altro. Non sono pochi i processi che vengono fatti, vengono istruiti in carni e poi arrivano al dibattimento. Perché Giuliani ha un ruolo così marginale? Probabilmente perché altri magistrati con grado più alto hanno un ruolo, diciamo così, danno un po' più sicurezza in quel momento lì. Però mi pare che in realtà i magistrati che sono stati legati alla resistenza in qualche modo hanno ruoli secondari in questi processi. Mi viene in mente un altro magistrato, Vittorio Acciarda, che a un certo momento scappa perché viene anche lui processato dai tedeschi, che fa il pubblico ministero, ma anche lui dura poco. Chissà poi perché durano poco. Cosa possiamo dire però di questi processi celebrati sui fatti relativi alla Carnia? L'attenzione va sulla violenza, sulla delazione, sui rastrellamenti. L'esperienza della zona libera si vede solo indirettamente nei processi e non è mai citata direttamente. Ad esempio anche di delazioni, magari ad alcuni membri del Comitato di Liberazione o altri che potevano avere un ruolo importante, ce n'è poche, sono più orientate verso la guerra guerreggiata. Concludendo, ma questo credo sia anche colpa della Corte d'Assise straordinaria e poi del suo ordinamento che evitava alcuni aspetti. Concludendo, mi pare la riforma e questa riflessione che c'è sulla giustizia mi pare un esperimento interessante, restituisce poi lo spessore anche culturale e politico dei suoi protagonisti. È uno snodo nella transizione tra guerra e pace che nella giustizia ha un ruolo importante. Uno degli aspetti più importanti è che la giustizia viene subito avvertita come un elemento essenziale, la consapevolezza, diciamo così, di essere un avamposto, un enclave dello Stato italiano in un territorio occupato. I profili dei protagonisti restituiscono i ruoli importanti dei tecnici e qua si evidenziano continuità. Il passaggio anche qui è delicato. Da emerge il desiderio, secondo me, di sperimentare modi e valori per un tempo successivo. Il tempo non della resa dei conti cruenta, se volete, ma quello della fase ulteriore, quello della restaurazione o reintroduzione di prassi civili e pacifiche. Sicuramente è una riflessione che è una spinta propositiva, soprattutto nel fatto di proporsi come una giustizia alternativa. Farsi carico della giustizia, assumersi questa responsabilità non è facile, anche tenendo appunto conto delle contraddizioni e dei fallimenti. Va rilevato che l'inefficacia pratica degli atti che sono stati messi in campo, ma io li vedrei nella prospettiva della progettualità. Questo Tribunale del Popolo va letto come un luogo in cui si fanno esperimenti di democrazia, in cui si iniziano a costruire quelle istituzioni che sono alternative al regime. La giustizia è una materia tecnica e nella fase di attuazione molto spesso si danno peso a procedure, a definizioni che diventano magari anche un po' difficili o sterili. Però certamente la giustizia è una delle questioni, diciamo, che scaldano un po' di più gli animi. E quella è una di quelle questioni che fanno riflettere poi anche su quella che è la moralità della resistenza, sulla sua legittimità, sui suoi progetti, sui suoi metodi, sull'idea, se vogliamo in sintesi, di un'Italia da rifondare e da ricostruire dopo la guerra e dopo il fascismo. Grazie.
Siamo alla conclusione di questa prima parte. Siccome i relatori sono tutti in aula, se c'è qualche domanda da parte del pubblico ai relatori, altrimenti ci prendiamo questa pausa e ci rivedremo poi alle 2:30. Quindi, prego. Ripeto io? Ok. Erano tutti interventi, purtroppo io sono arrivato un po' tardi, erano tutti interventi estremamente importanti, ma visto che adesso c'è l'opportunità, sul piano quantitativo, quanti processi, quindi quanti atti possiamo ascrivere a, Di processi nel momento della Repubblica? No, di processi non ce ne sono, perché sono provvedimenti che vengono varati e subito dopo cominciano il rastrellamento. Mm-hmm. Per quello ragionavo sulla giustizia in potenza. Altri aspetti riguardano, diciamo così, quella specie di ruolo dei CLN come giudici di pace, diciamo, che era stato citato prima, però con delle dimensioni extra giudiziarie formali. Quindi di processi non ce n'è. Perché poi il Tribunale di Tolmezzo, diciamo, ha sempre avuto come caratteristica quella di avere una intensa attività negli anni successivi, no? Anche e soprattutto di questioni civili. Allora volevo capire se in quel periodo ci fu una, diciamo, recrudescenza oppure un'attenuazione, una mitigazione, diciamo così, della litigiosità civile che uno potrebbe immaginare, al di là, diciamo, dell'aspetto politico. Allora, secondo me è interessante questo aspetto, che se andiamo a vedere ad esempio le carte del Tribunale di Tolmezzo, sono veramente il Tribunale è ingolfato di reati contro l'ammasso, ad esempio, l'approvvigionamento e quant'altro, che rimangono lì per molto tempo anche, no? E poi nel dopoguerra vengono in qualche modo smaltiti abbastanza velocemente. Interessante vedere la continuità. C'è lo stesso magistrato che può far andare avanti o magari bloccare questo tipo di procedimenti. Qui si discute anche di come smaltire tutti questi procedimenti che sono in corso e che pesano sul funzionamento della giustizia. Molto spesso si tratta della signora che viene fermata al posto di blocco con 4 patate in più e viene fatta la denuncia. Allora io credo che nella volontà anche di questo Giuliani ci sia magari in questo momento l'idea di bloccare nel 1944 questa massa di procedimenti che devono in qualche modo andare avanti, di smaltirli magari velocemente in questo momento. Infatti loro dicono adesso facciamo quelli più urgenti e gli altri andranno in cavalleria, e invece poi si blocca la faccenda, rimangono lì e vengono poi smaltiti dopo. Però lì si capisce perché è sostanzialmente la stessa figura, no? che lo fa. No? Non so se ho risposto. Poi di quelli invece di fatti di sangue è interessante perché il fascicolo molto spesso viene cambiato e dà il titolo di reato ad esempio contro lo Stato, perché che so, mi viene in mente l'episodio di Deldin, no? Di quelli che vengono indagati per aver attaccato la caserma, il fascicolo si gira contro invece chi ha sparato dalla caserma e diventa un'altra cosa dopo. Ecco. Spero di aver risposto. Sempre a me. Ma sì, anche a te. Posso dire una cosa? Sì, certo. Sì. In realtà volevo dire 2 cose. La prima ha a che fare con la chiusura e riprende l'intervento iniziale di Roberta Corbellini. Cioè, secondo me dobbiamo fare attenzione a non considerare questo esperimento come un esperimento autoreferenziale e chiuso. Il problema è che noi abbiamo poche notizie, credo, non sono studioso di questo, sulle sulla circolazione delle informazioni. Ma dobbiamo ricordare che c'è stata tutta una prima fase delle repubbliche tra la primavera e l'inizio dell'estate che si era conclusa e che naturalmente doveva essere nota. Il problema della circolazione delle informazioni ci fa capire anche, ci fa riflettere sulla unicità o non unicità delle soluzioni carniche, dove le informazioni circolano di più. Nell'ossola, per esempio, il livello di elaborazione è molto più avanzato perché si fa tesoro della circolazione delle informazioni. Quando tu hai nominato il rappresentante del CLN che arriva
adesso non mi ricordo, in Valpesarina se non sbaglio, e gli dice: guardate che dobbiamo fare i CLN non con i volontari ma con i rappresentanti ufficiali dei partiti, è evidentemente il frutto di una concezione di una democrazia basata sui partiti, che viene da lontano, che viene dall'esperienza. Purtroppo noi abbiamo poche informazioni sulla circolazione delle informazioni, però mi viene in mente il libro fatto da poco sulle testimonianze del Partito d'Azione su Porzus, lì vediamo che c'è una circolazione delle informazioni fortissima, siamo pochi mesi dopo, però c'è il problema, cioè questi non vivevano in una bolla nelle valli carniche, ma sapevano cosa era successo e sapevano perfettamente i riferimenti culturali. Dopo naturalmente tradurli nel CLN di valle è un altro discorso. E qui vengo al discorso della precarietà, che stavo pensando prima che Fabio facesse tutta l'ottimo finale della sua relazione. Cioè dobbiamo renderci conto che non solo questi sapevano come erano finite le repubbliche della prima parte, ma come stavano finendo o erano finite anche le repubbliche estive. Quando questi signori, ho scoperto adesso, discutevano ai primi d'ottobre, non solo come giustamente hai detto te, si sapeva che i tedeschi sarebbero arrivati, ma si sapeva anche che sulla linea gotica si erano fermati gli alleati, che in Francia gli angloamericani non sarebbero certamente arrivati, avrebbero fatto finire cioè si sapeva che la guerra sarebbe finita, ma si era perfettamente consapevoli che non sarebbe finita in quell'autunno. Ricordiamoci che a fine settembre, 27-29 settembre, i tedeschi pongono fine alla zona libera del Friuli orientale e sulla linea ferroviaria mettono un treno blindato a sparare le cannonate, quindi sapeva, e portano i cosacchi, quindi sapeva benissimo che era questione di giorni. Questo però, attenzione, cioè la precarietà di quella discussione ci fa apprezzare la idealità di quella discussione, come hai detto perfettamente tu. Cioè sapeva benissimo che un altro inverno non sarebbe passato, che la Repubblica era vissuta perché i granai erano pieni di frumento e dopo pochi giorni sarebbero stati pieni di Gran Turco, ma nessuno pensava probabilmente di arrivare in quelle condizioni a febbraio, marzo, aprile, tanto è vero che è stata chiusa. Questo ci fa apprezzare ancora di più, e è stato estremamente interessante il discorso che hai fatto te, su un'impostazione che evidentemente guardava lontano, non guardava la necessità di fare dei processi che si sapeva che non sarebbero mai stati fatti, ma come si può dire, di porre le basi di un progetto nuovo. In questo sta l'altissimo valore di dignità e di moralità di questi esperimenti nella loro, come si può dire, evanescente precarietà. Ecco, volevo solo farti i complimenti. Benissimo. Bene, non c'è nessun altro. Quindi ci rivediamo alle 2:30.